Facciamo sì, ma faremo per forza, però sarà importante che quest'anno Allora, come ho avuto modo di osservare in apertura dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, i consiglieri Conti e De Lazzari non risultano attenersi alle indicazioni organizzative impartite dalla Presidenza con riguardo alla collocazione dei seggi. Le invito pertanto in modo formale nuovamente a riprendere posto secondo quanto disposto dalla Presidenza. Avete delle osservazioni da fare? Prego. Vorrei capire cosa significa in base alle osservazioni della Presidenza. Lei l'altra volta ha fatto riferimento all'articolo 4 dove si parla di quelli che sono i compiti e i poteri del Presidente, non facendo magari attenzione dove nell'ultima parte si dice che nelle sue funzioni il Presidente si ispira a quelli che sono i criteri di imparzialità e interviene a difesa delle prerogative dei singoli consiglieri. Ora, siamo stati là insieme con il capogruppo Miolo, con la consigliera Conte, queste sono disposizioni nostre che ai fini della discussione, come le ho detto l'altra volta, non comportano nessun tipo di problema. Non
sia bisogno, come ha detto lei l'altra volta, dell'utilizzazione del corpo di polizia. Io credo sinceramente, guardi, parlando, abbiamo questa sera 10 punti all'ordine del giorno da discutere, cose importanti che riguardano i cittadini, e lei ancora una volta sta a discutere sulla disposizione dei posti. La inviterei anche magari cortesemente a leggere anche quello che è l'articolo 44, che parla espressamente che a meno che non ci sia stata una disposizione sentita la conferenza dei capigruppo, solo in questo caso eventualmente il Presidente può decidere, e comunque si parla di posti, non del posto all'interno del Consiglio. Noi restiamo all'interno del nostro gruppo e non ritengo nemmeno corretto il verbo che lei ha utilizzato l'ultima volta nei miei confronti. Lei ha utilizzato il verbo rubare. Questo secondo me è rubare il posto al consigliere Conte. Non c'è il verbale, non ce l'hanno ancora dato, ma può tranquillamente guardarlo perché c'è una seduta video che tutti possono vedere. Io qua non rubo il posto a nessuno. Quindi chiedo per cortesia anche il dovuto rispetto su questa cosa. E spero sinceramente che con tutte le cose importanti che dobbiamo discutere, non credo che i cittadini di Caule interessi dove si siedono i consiglieri. Quindi spero che questa cosa sia finita qua. Io le rispondo dicendo che comunque nel Consiglio Comunale c'è l'esigenza di rispettare un ordine e una disciplina, e se lei nel non rispettarlo si appella all'interpretazione letterale del regolamento del Consiglio, allora mi atterrò anch'io all'interpretazione letterale del Consiglio e lo farò con riferimento a tutte quelle norme regolamentari che lei sicuramente conoscerà molto bene, che prevedono il tempo di trattazione delle interrogazioni, il numero di interventi e il tempo di ciascun intervento. Quindi se lei vuole interpretare letteralmente il regolamento, lo interpreti, d'ora in poi lo farò anch'io. Possiamo proseguire. Prego. No, scusi, Presidente, ma allora per come la sta mettendo appare quasi un capriccio, cioè non c'è nessuna, come dire, logica nel merito che lei ci sta dando, okay? E ci sta dicendo che siccome c'è da interpretare un regolamento, allora a questo punto lo interpreto nella maniera più rigida, e questo è il vostro riscatto. Ma qui mi pare che veramente ma stiamo scherzando o cosa? Cioè, stiamo parlando di una cosa che è ridicola, stiamo parlando di una sostituzione di un posto di 20 centimetri. Adesso lei per cortesia si spiega nel merito che cosa cambia a questa maggioranza, a questo Consiglio, che no, ce lo spieghi lei, Presidente, ce lo spieghi lei, Presidente, nel merito, e anche citando tutti gli articoli di cui ha fatto menzione, si spieghi cortesemente che cosa cambia a questo Consiglio, per i lavori di questo Consiglio, nel merito dei temi dei lavori di questo Consiglio, se la consigliera De Lazzari si sposta di 20 centimetri. Ce lo spieghi per cortesia. Allora, lei pensi se tutti si prendono la briga di fare quello che vogliono qui dentro, cosa può venire fuori? Sta dicendo, io non mi sono seduta al posto di un assessore, non mi sono seduta al posto della maggioranza, io e nemmeno la consigliera Conte, noi siamo all'interno del nostro gruppo e siamo tutti d'accordo. Non capisco questa sua insistenza, ripeto, con i temi importanti che dobbiamo trattare questa sera la trovo una discussione francamente ridicola, è solo un suo capriccio, Presidente. Le chiedo cortesemente di interrompere questo discorso qua. Interrompiamo il discorso, lascio la parola al Sindaco. Sono un po' perplesso della posizione del consigliere De Lazzari, perplesso per due motivi. Il primo motivo perché si crea le regole da sola, pretende di imporlo all'intero Consiglio Comunale, quando sappiamo tutti che la normativa regolamentare, che è parte del regolamento sul funzionamento del Consiglio, è una normativa che non è dettata per ragioni di opportunità di una parte piuttosto che dall'altra, che sia la maggioranza o l'opposizione, è dettata per un corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio. Ora, diamo un'interpretazione elastica o rigida del regolamento. Nel primo Consiglio Comunale la Presidenza del Consiglio ha dato un ordine e quell'ordine è dato nel rispetto del regolamento, è dato dal Presidente del Consiglio facendo funzioni di allora. Non vedo perché un consigliere di iniziativa propria, senza il consenso della Presidenza, va a modificare questo assetto. Certo non fa magari nessun danno, non crea nessuna
invalidità del Consiglio, non crea disturbo ai lavori del Consiglio, ma questo non vuol dire che ogni persona di questo Consiglio può fare quello che vuole violando le regole. Perché vede, consigliere Dell'Alveri, nella commissione di martedì scorso lei era presente in commissione consigliare senza avere il diritto, ha violato nuovamente le regole di questo regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, e quando su richiesta del sindaco il Presidente l'ha invitato ad uscire dalla commissione consigliare, lei si è opposta inizialmente. Allora, ripeto, non è un capriccio del sindaco e non è un capriccio del Presidente del Consiglio, sono regole. Leggi possono non andare bene, non sono regole e vanno rispettate. Quindi l'accanimento fatto col cognolo che lei sta facendo nei confronti del Presidente del Consiglio, che sta solo applicando le norme e non le applica nei confronti di tutti noi, compreso il sindaco, mi pare completamente fuori luogo. Quindi siete voi che state facendo perdere tempo a questo Consiglio Comunale, perché se il consigliere Dell'Alveri si fosse seduto nel posto che era stato inizialmente assegnato e senza procedere arbitrariamente alla modifica di questo posizionamento, non avremmo perso questi 10 minuti, non avremmo trovato magari il contenuto dei lavori di questo Consiglio di discussione. Per cui io, Presidente, mi trovo completamente favorevole a questo punto all'interpretazione rigida del regolamento da parte sua, di modo che il rispetto delle regole sia a questo punto assicurato ai lavori di questo Consiglio. Posso rispondere? Sì, voglio precisare che l'interpretazione rigida vale per opposizione, maggioranza, per tutti quanti. Io voglio rispondere ad una cosa, non capisco perché sia l'ultima volta sia questa volta si continua, sindaco, ad attaccarmi continuamente come consigliere Dell'Alveri, quando si invertono due posti i consiglieri coinvolti sono due. Lei ha detto che non c'è accanimento, secondo me c'è accanimento, perché è bene che lei, proprio lei, abbia tirato fuori il discorso delle commissioni. Io mi sono vergognata per lei e per il Presidente della Commissione martedì, per come vi siete comportati davanti agli esperti che erano lì, perché è bene che la gente che è qua presente sappia che cosa è successo in Commissione. Io non faccio parte della seconda commissione, faccio parte della terza commissione, ma dato che martedì all'interno della seconda veniva discussa una mozione importante che poi sarà discussa al punto 10, io ho chiesto in quel frangente se potevo rimanere dentro per discutere e anche fare delle domande specifiche riguardo a quella che era la mozione da me presentata, rivolgendomi espressamente al consigliere Lomassaro, precisando pure che anche il consigliere Conte, che fa parte invece della seconda commissione, era rimasto dentro per 45 minuti durante la terza commissione. So già la risposta, il consigliere Conte aveva chiesto il permesso. Allora la mia domanda è: esiste un modulo per chiedere il permesso? Per il Presidente, vorrei che fosse lei il Presidente della Commissione, in questo caso Lomassaro, per favore a rispondermi. Esiste un modulo, esiste una modalità specifica, esiste un tempo nel quale uno deve chiedere se rimanere o no dentro una commissione, quindi non mi risultano che esistano dei tempi precisi. La cosa spiacevole e brutta che state facendo è che fate apparire me come una che vuole cambiare quelle che sono le regole del regolamento, quando voi semplicemente non vi rendete conto che saper leggere un regolamento non significa anche applicarlo. Signor Sindaco, la prima cosa che si deve fare è il rispetto della persona, prima del rispetto del regolamento. Io so che qua ci sono anche all'interno della maggioranza delle persone per bene e che la pensano sicuramente in questo modo. Quindi quando lei ha intimato e ordinato al Presidente della Commissione dell'altro giorno faccia uscire il consigliere Dell'Alveri, lei ha fatto una brutta figura non ai miei confronti, ma nei confronti delle persone presenti. Gli argomenti che erano trattati all'interno della seconda commissione, non sono argomenti segreti, sono gli stessi che si trattano qui. Quindi non capisco il vostro accanimento nei miei confronti. Io sinceramente resto allibita e dire che il consigliere Dell'Alveri vuole cambiare le regole o vuole decidere lei, una cosa ben condivisa, siamo stati là assieme poco fa, io e il capogruppo Miolo a chiedere se cortesemente potevamo semplicemente scambiarci di 20 centimetri. Non è una decisione arbitraria del consigliere Dell'Alveri, finiamola di attaccare la Dell'Alveri, che credo che non gliene freghi assolutamente niente ai cittadini di Caore dove mi siedo io. E vorrei ribadire, signor Lomassaro, che lei aveva il potere di invertire l'ordine del giorno l'altro giorno, poteva anche dirmi d'accordo,
quello che è il regolamento, perché se andate a leggere il regolamento da nessuna parte troverete che è vietato a un consigliere comunale far parte delle commissioni. Capogruppo Massaro. Buonasera, consigliere Lazzari. Le chiedo di dire la verità. Allora, come ha detto il signor Sindaco, il primo a chiedere e a realizzare la postazione dove siamo tutti quanti ubicati è stato il Presidente facente funzione. Nel primo Consiglio Comunale il Presidente facente funzione era il signor Sindaco Luciano Spioni. Per quello che riguarda invece la seconda tematica dell'altra sera, io le faccio un appunto. Il consigliere Conte, durante la discussione della mozione, ha chiesto espressamente a tutto il Consiglio di essere presente alla costituzione della commissione preposta alla discussione della mozione. Lei non l'ha fatto in quanto la sua mozione è stata presentata in maniera scritta. Terza cosa, l'ordine del giorno non poteva essere invertito perché i funzionari del Consorzio Bonifica hanno chiesto espressamente di discuterlo prima e questo non l'ho deciso io, l'ha chiesto formalmente il signor Fullanetto. Quindi o lei sta attenta durante quando una persona parla o è inutile che attacchi un'altra persona. Grazie. Capogruppo Favaro, se deve parlare, deve intervenire. Lei ha finito gli interventi. Sì, grazie Presidente. Non per difendere la consigliera De Lazzari che non ha bisogno di avvocati difensori e dovrà difendersi da sola, ma per difendere invece quello che io ritengo un principio sacrosanto del nostro lavoro di amministratori, del nostro servizio di amministratori all'interno dell'istituzione democratica comune di Cadore. L'altro giorno in commissione, ero presente anch'io, in quanto componente, e ho assistito ad uno spettacolo indegno, cioè l'atteggiamento, un'aggressione del sindaco inadeguata, sproporzionata. Un sindaco che si scaglia contro una consigliera comunale, innanzitutto è una persona, quindi chiederebbe almeno un po' di buona educazione, ma poi c'è anche una questione di galateo istituzionale, una questione di buonsenso democratico che completamente il sindaco ha dimostrato di non avere in quella circostanza. Ebbene, il sindaco si è scagliato ordinando, intimando a Massaro Andrea, in quanto presidente di commissione, di scacciare, di mandare fuori dalla stanza della commissione la consigliera Tamara De Lazzari, come se la sua presenza fosse una presenza chissà che pericolo comportasse la sua presenza, chissà quale danno poteva comportare. Presenza che la consigliera ha giustificato in perfetta buona fede invocando il fatto che, essendo lei firmataria e proponente di una mozione che peraltro è all'ordine del giorno di quella commissione, riteneva la sua presenza del tutto normale e giustificata, tanto più che era stata ammessa la presenza giustamente della consigliera Rossana Conte alla precedente commissione, in quanto firmataria della famosa mozione sulle ludopatie. Quindi di fronte alla buona fede, di fronte al fatto che abbiamo a che fare comunque con un consigliere eletto democraticamente che rappresenta dei cittadini, io credo che non si era mai verificato, io da 2007 sono consigliere comunale, non ho mai assistito a uno spettacolo indegno come ho assistito quel giorno. Io penso che, e spero, che non si ripeta più, che sia adoperato nei confronti di ciascun consigliere, di maggioranza o di minoranza che sia, innanzitutto del principio di buona educazione, come dovrebbe essere applicato a qualsiasi persona. E poi, ripeto, il principio di senso democratico, di buon senso democratico e di rispetto anche dei ruoli istituzionali che ciascuno di noi riveste. Grazie. Conclude il sindaco. Capogruppo Miollo, cerchiamo di stringere. Solo per chiudere, sì, anch'io vorrei unire. Ecco, solo per concludere, ma anch'io mi vorrei unire all'appello del consigliere Favaro per cercare di riportare i toni nei confronti delle persone che appartengono a questo consiglio, che sono tutte degne di attenzione per le persone, per ciò che rappresentano e per le figure anche che rappresentano in termini di rappresentatività al di fuori di questo consiglio. E quindi anch'io auspico insomma, che ci sia un comportamento un pochino meno come dire prepotente, secondatemi un attimino questo termine che forse non è più adeguato. Quindi se io prima forse ho alzato un attimino i toni, me ne scuso,
Sindaco. Consigliere De Lazzari, io prendo atto che lei vuole crearsi le regole come più comoda, vuole autodeterminarsi nei regolamenti, vuole applicarli, interpretarli come comoda, ma non funziona così. Quando ci sono delle norme vanno rispettate. Allora se il regolamento dice che le commissioni, le sedute delle commissioni non sono pubbliche, e se lo vada a prendere, se lo guardi, se lo legga, e se lo interpreti come vuole, perché se c'è scritto non sono pubbliche non vuol dire sono pubbliche, eppure forzando il dato interpretare, eppure forzando l'interpretazione, l'ermenesi, faccia quello che vuole, ma quella norma dice che le commissioni non sono pubbliche, le persone sono invitate su richiesta della Presidenza. Se non sono invitate, se la Presidenza chiede che siano allontanate, quella persona deve uscire. E non è un problema di turbamento dell'ordine, di danno, di sgradimento, di quel capriccio della Presidenza. È un problema di rispetto delle regole, che in un ordinamento democratico, se non si rispettano le regole, andiamo da nessuna parte. Permesso, no, Presidente, però non è ammesso che il sindaco abbia il voto da un consigliere comunale. No, non ho finito, consigliere De Lazzari. Sì, ma non è lei che lo decide il Presidente, o fa anche il Presidente del Consiglio Comunale. Vuole fare il Presidente del Consiglio Comunale? Non ho capito. Le sto dicendo che non avevo capito, che non aveva terminato, le chiedo Quando scusa il di Presidente non termine. toglie la parola, lei lascia parlare chi sta parlando per D'accordo, le ho detto che va bene. Lei dice che va bene. Le ho detto che sto Lei dicendo che va rispetti bene, quello non che lo è sta l'ordine che dà il dicendo. Presidente del Consiglio Comunale, va bene? C'è il regolamento, si attenga. Concludo dicendo, perché quindi si mette in bocca le parole prepotente, arrogante, dittatore, no? Io non ho dato ordine a nessuna commissione. Io, ravvisata l'erronea composizione della commissione in quel momento, ho chiesto pubblicamente davanti a tutti alla Presidenza, al Presidente, cortesemente inviti la consigliere De Lazzari a uscire, perché questa commissione è erroneamente composta. Se la Presidenza non dà l'invito, quella commissione non era valida. Poi a lei può andare bene o non andare bene, come le regole le possono andare bene o non le possono andare bene. Quel giorno non si è attenuta alle direzioni della Presidenza della Commissione, lo scorso Consiglio Comunale non si è attenuta alle regole della Presidenza del Consiglio, oggi non si attiene alle regole della Presidenza del Consiglio. Andiamo avanti così. Se poi il Presidente del Consiglio rimane rigido nelle sue interpretazioni, forse un po' di responsabilità lei ce l'ha in questa Presidenza. Presidente, posso chiedere la parola per fatto personale in base all'articolo 51? Ecco, per fatto personale. Mi dia i motivi del fatto personale. Io ritengo ancora una volta che qua si stia facendo, se posso, se mi può ascoltare, Ascolto. e stiamo un attimino esagerando veramente nei toni, perché insistere a dire che io non voglio stare attenta a quelli che sono i regolamenti mi sembra veramente, guardate, una cosa esagerata. Il fatto di essere qua e aver chiesto delle cose, aver chiesto preventivamente, perché anche in commissione, gliel'ha detto anche il consigliere Favaro poco fa, in buona fede ero lì, avendo visto che la Conte era vicino a me e si era fermata per tutta la durata della commissione, in buona fede io ero là. Nel momento in cui io faccio una richiesta, il sindaco non si era nemmeno accorto che io avevo già chiuso la cartellina e me ne stavo andando, e quindi il fatto personale voglio ribadire ancora una volta che non voglio più che mi si venga a dire che non rispetto quelle che sono le regole e che voglio fare le cose in maniera arbitraria. Io le regole cerco di seguirle e spero vivamente che d'ora in avanti si usano dei toni più rispettosi nei miei confronti, perché prima di tutto, ripeto, viene il rispetto della persona. Prima di tutto. Io ritengo che il fatto personale non sussiste, per cui proseguiamo. Primo punto all'ordine del giorno, interpellanze. Avete interpellanze? Prego, capogruppo Favaro. Grazie Presidente. La rogatoria è stata di una richiesta ai sensi dell'articolo 19 del regolamento del Consiglio Comunale, richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, sottoscritta dai consiglieri, dal capogruppo Miolo, dalla consigliera Conte, dalla consigliera De Lazzari, da me stesso e dal consigliere Arabella. I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento del Consiglio Comunale, presentano istanza di convocazione del Consiglio Comunale per trattare il seguente argomento. Si
situazione della OGD DMO Città di Caorle, anche alla luce delle recenti dimissioni del Destination Manager dottor Alex Kornfein. Si precisa che per il suddetto argomento si dovrà effettuare un esame di un dibattito generale senza adottare deliberazioni e si allega pertanto alla presente istanza una relazione che illustra sinteticamente l'oggetto da trattare. Si chiede infine che alla convocazione del Consiglio in oggetto sia prevista l'audizione del dottor Alex Kornfein. Seguono le firme. Se serve posso dare lettura della relazione amministrativa allegata. È lunga, se no andiamo avanti. Sono due cartelle. Prego, allora. Grazie. Relazione illustrativa. Abbiamo recentemente appreso dalla stampa che il dottor Alex Kornfein, il professionista chiamato a traghettare Caorle nel mainstream del turismo, ha iniziato il suo incarico. La stampa così riportava un estratto di un articolo comparso 4 giorni fa, l'impossibilità dell'ex manager di poter contare su un reale portafoglio economico, oltre che al disinteressato e latitante ruolo dell'amministrazione comunale e quindi del sindaco in quanto presidente della DMO nei confronti del suo lavoro e della stessa organizzazione Nuova Venezia. Considerato che l'accusa del professionista è precisa, riteniamo importante che il Consiglio Comunale sia informato sui motivi reali e concreti che hanno spinto a questa decisione dopo pochi mesi, eppure il secondo dei due professionisti chiamati nella nostra città per sviluppare un lavoro da qui al 2020 per il bene di Caorle e del suo entroterra. Eppure si è cominciato a vedere diversi risultati positivi di questo lavoro. Si è passati da leggere 2 anni fa Caorle citata sul Fatto Quotidiano per i tristi fatti legati alla mafia, a ritrovarli pochi mesi fa su Vanity Fair o Donna Moderna per promuovere un evento come la scuola del viaggio atterrato a Caorle proprio grazie al lavoro svolto dal Comune, dal Consorzio e dalla DMO. Sempre sulla stampa, l'assessore regionale Caner ha recentemente vantato una sostanziale tenuta dal litorale rispetto al 2015, con una stagione importante in termini di arrivi e presenze, ma senza dati di dettaglio divisi tra località, il che può far supporre che Caorle ha comunque ottenuto risultati più positivi delle realtà limitrofe. Ricordiamo anche la grande enfasi per l'accordo che ha visto ospite del Comune il Presidente della Federazione Scherma, che ha siglato con il Commissario una partnership legata soprattutto alla valorizzazione del territorio, come si legge chiaramente sul sito della Federazione Scherma Italiana. La Fede Scherma, nel contesto veneto, è forte e ben rappresentata in questo territorio dal Circolo Scherma Mestre, che ha fatto la storia della scherma italiana. Questo sport sposa quindi perfettamente l'obiettivo di promozione del territorio e dimostrerà che Caorle non è solo mare e spiaggia, ma anche una città accogliente, di grande cultura e con iniziative di spessore. In periodi di bassa stagione sarà possibile ospitare a Caorle migliaia di atleti con le loro famiglie, migliaia di tecnici e centinaia di arbitri. A questi risultati occorre aggiungere che Caorle, nella stagione appena terminata, è entrata per la prima volta tra le prime 15 destinazioni al mare italiane più ricercate su Trivago. Anche alla luce di questi risultati non si riesce a comprendere il perché della rinuncia del dottor Kornfein, unitamente alle dimissioni rassegnate a maggio scorso dall'altro professionista, il dottor Robert Cerchi. Come mai Caorle in meno di 6 mesi perde entrambi i destination manager? Quali sono le ragioni e le responsabilità di questa situazione critica? Riteniamo che sia doveroso mettere il Consiglio Comunale nelle condizioni di esaminare e discutere tutti gli aspetti della questione. In particolare viene chiesto al Sindaco, nella sua veste di Presidente della DMO, di relazionare il Consiglio Comunale su quali siano le strategie della DMO stessa e quali misure saranno adottate per il superamento di questa fase di stallo. Sarà necessario, al fine di una completa rappresentazione dei fatti, prevedere l'audizione del dottor Kornfein durante la seduta del Consiglio Comunale dedicata al tema. Grazie. Ci sono altre interrogazioni, interpellanze? Sono altre interrogazioni. Prego. Interpellanza con risposte scritte ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Il Presidente dell'Azienda Speciale Don Moschetta ostacola la partecipazione del consigliere di minoranza alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Dall'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale Casa di Riposo Don Moschetta assistiamo ad una situazione che desta in noi notevole preoccupazione e disappunto. Il Consiglio di amministrazione si è riunito già 4 volte ed è sempre stato convocato dal Presidente Giovanni Carè alle ore 10
benché il consigliere di minoranza, dottor Giovanni Gallo, avesse fin dalla prima riunione evidenziato che quell'orario si sovrapponeva all'orario di apertura al pubblico del suo ambulatorio di medico di base. Lo stesso dottor Gallo chiese in via informale se cortesemente il Presidente avesse potuto convocare il CDA in altro orario, dando ampia disponibilità di possibilità alternative, al mattino alle 8, oppure al pomeriggio dopo le 18, oppure il sabato mattina. Nella più totale indifferenza rispetto a queste richieste, il Presidente Carrera ha convocato le successive riunioni del CDA alla medesima ora, ossia alle 10 del mattino. Questo comportamento del Presidente Carrera appare del tutto irrispettoso verso il ruolo del consigliere di minoranza e lesivo verso i diritti e doveri di rappresentanza e di controllo che il nostro ordinamento democratico assegna alle minoranze negli organi collegiali. Le recenti leggi in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione enfatizzano ulteriormente l'importanza delle minoranze nei processi di governo delle pubbliche amministrazioni. È opportuno qui ricordare in modo particolare il dettato normativo che dispone che nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti le sedute del Consiglio e delle commissioni si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. Articolo 38,7 Testo unico enti locali. Riteniamo che tale orientamento del legislatore debba essere applicato anche alle sedute del Consiglio di amministrazione di un'azienda speciale appartenente ad un comune con meno di 15.000 abitanti. La presente interrogazione è per sollecitare un intervento dell'amministrazione comunale affinché sia garantito il ruolo del rappresentante della minoranza in seno al Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale. Seguono le firme di Carlo Miolo, Rosanna Conte, Tamara De Lazzari, Marco Farro, Vittorio Emanuele Rabelli. Grazie. Altre? Consigliere Conte, prego. Signor Presidente, io ho un'interrogazione e un'interpellanza. L'interrogazione è la sistemazione dell'arte di Santa Margherita. La sottoscritta Rosanna Conte, consigliera comunale della Lega Nord del Distrito Civico di Pignolo, sindaco, interroga la signoria vostra per sapere se questa amministrazione comunale intende attivarsi per far sì che gli enti preposti intervengano, unitamente al comune, a sistemare l'argine del canale dell'orologio nel quartiere di Santa Margherita, dove in prossimità di via del Barroggio e via Gramsci si è creata una sorta di caverna vuota con la possibilità di un crollo imminente e di conseguente pericolo di sfondamento dell'argine proprio in prossimità dell'ultima rampa a ridosso delle case di edilizia residenziale dell'Asia. Gli interventi necessari, a detta della scrivente e dei residenti della zona, sono di estrema e assoluta urgenza, stante la pericolosità evidente della situazione dell'argine, per cui si chiede che il sindaco si impegni affinché si provveda nel tempo più breve possibile, affinché ne venga data soluzione onde evitare spiazioni di dannosa situazione anche per coloro che abitano nell'area interessata. Prego, continui. Interpellanza. Avete ad oggetto istituzioni in cause da parte dell'A10 di un centro dialisi. La sottoscritta Rosanna Conte, consigliera comunale della Lega Nord del gruppo Lista Civica Miolo, sindaco, considerato che l'A10 già effettua presso i propri centri di dialisi di Jesolo, Lido e di Bibione il trattamento dialico estivo nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno. Considerato altresì che tali centri dispongono di un totale di 24 postazioni tecniche equamente divise, disponendo di moderni apparecchi di dialisi, rispondono concretamente e in tempi immediati alle esigenze di quanti necessitano di tale importante servizio medico. Ritenuto che Cavia abbia le stesse analoghe condizioni per poter ospitare un centro di dialisi durante la stagione balneare, con una disponibilità almeno di 4-6 postazioni, tenuto conto che la verifica effettuata presso l'A10 vi sono durante tale periodo più persone che usufruiscono attualmente del servizio presso l'ospedale di San Marco di Ave. Tenuto conto che l'istituzione a caso di un centro di asilo potrebbe anche rientrare nell'ambito del progetto di rilancio della medicina turistica attuato dall'A10 e che potrebbe in un successivo momento determinare la creazione nel nostro comune di una sorta cittadella della salute, che andrebbe ad interessare anche il pronto soccorso con l'eventuale dotazione di altri servizi, quali ad esempio quello cardiologico, preso atto che, sempre da verifiche effettuate dall'interpellante, vi sarebbe la disponibilità da parte dell'A10 di poter valutare l'istituzione del centro dialisi in accordo con il dirigente medico responsabile, dotandolo delle attrezzature necessarie per offrire ai turisti e in generale alla comunità un punto di riferimento medico qualificato e qualificante, ciò anche perché nulla osterebbe la centralità dei 3 ospedali, se non per garantire un servizio di logica turistica.
Rilevato che il servizio in questione non graverebbe in modo considerevole sul bilancio del Comune di Caorle, se non per la messa a disposizione di un locale adeguato, che potrebbe essere oggetto di una convenzione con l'ART 10 per il relativo utilizzo e per la valutazione di eventuali costi da sostenere per la gestione, intervenga la signoria Rota per sapere qual è l'atteggiamento di cosiddetta amministrazione comunale rispetto alla possibilità di far sì che venga istituito anche in Caorle, analogamente a quanto già avviene a Jesolo e Milione, di un centro di dialisi durante la stagione balneare, tanto più che non risulta che sia mai stato oggetto di richiesta da parte del Comune. Se non ritenga il sindaco di attivarsi da subito presso l'ARL al fine di verificare con la dirigenza dell'ente la possibilità di poter realizzare in Caorle tale servizio, a partire già dalla prossima stagione estiva. Se infine il sindaco non ritenga di chiedere al direttore generale dell'ARL, dottor Carlo Canessa, la possibilità di presenziare ad una riunione di commissione del Consiglio Comunale per affrontare assieme la necessità riguardante i servizi di carattere medico già presenti sul territorio comunale e valutare quali potrebbero essere gli accorgimenti e le possibilità tali da migliorarli dove fosse necessario eventualmente potenziarli. Mi riservo poi di trasformare eventualmente in una mozione determinata. Grazie. C'è altro? Capogruppo Meollo? Sì, grazie Presidente. Allora, avrei due interrogazioni. La prima interrogazione presentata il 14 settembre 2016 avete ad oggetto il progetto Terme la leggo. I sottoscritti Carlo Miolo, Conte Rosanna e Tamara De Lazzari, consiglieri comunali del gruppo Lista Civica Miolo Sindaco. Preso atto dell'articolo pubblicato in data 13 settembre 2016 nel Gazzettino, dal titolo Terme qualcosa si muove, in cui si fa esplicito riferimento al progetto delle terme da realizzarsi nel comune di Caorle. Elevato che tale argomento è stato oggetto di ampie discussioni in occasione della recente campagna elettorale, diverse prese di posizione con specifici impegni assunti anche dall'attuale sindaco relativamente al progetto in questione, ritenuto che si tratti di una questione estremamente delicata e debba comportare un coinvolgimento dell'intero Consiglio Comunale, stante la portata dell'intervento nei cui confronti la stessa popolazione deve essere adeguatamente informata, considerato che il sindaco nell'articolo ricorda che la convenzione in essere con la società Cable Investimenti, presentatrice del progetto, scade nel mese di novembre, per cui per sua affermazione entro novembre l'iter riguardante l'approvazione dovrà essere concluso, convenuto che dalle affermazioni riportate sembra apparire l'intenzione da parte del sindaco di mettere le mani avanti, sostenendo l'intenzione di rivedere la cubatura e spostare le volumetrie, interrogo la signoria vostra per sapere se non ritenga necessario far convocare urgentemente la specifica commissione allargata ai capigruppo al fine di affrontare immediatamente la questione in oggetto, approfondendo i termini della convenzione in essere con la società Cable Investimenti, di verificare assieme ai tecnici comunali contenuti per eventuali osservazioni, proposte o modifiche eventualmente da proporre al fine di rendere l'intervento il meno impattante e il più sostenibile possibile per la città di Caorle. Non ritenga successivamente di convocare in tempi brevi, alla luce dei tempi stretti in merito alla scadenza della convenzione, un apposito consiglio comunale per relazionare pubblicamente sullo stato dell'arte all'interno dell'iter progettuale e quali eventualmente saranno i vantaggi e gli svantaggi per la comunità di Caorle. Quali sono le reali intenzioni del sindaco rispetto alle affermazioni da lui rilasciate circa le riduzioni delle cubature e lo spostamento delle volumetrie, avendo al riguardo chiarezza e trasparenza anche rispetto agli impegni presi durante la recente campagna elettorale. Se non ritenga infine opportuna e necessaria, successivamente, l'istituzione di una commissione speciale ad hoc al fine di monitorare il regolare andamento dei lavori e tutte le fasi realizzative del progetto. In attesa di una urgente e sollecita risposta tale scritta, portiamo gli distinti saluti firmatati Carlo Miolo, Rosanna Conte e Tamara De Lazzari. Continui? Sì. Avrei una seconda interrogazione protocollata in data 26 settembre, interrogazione urgente a risposta verbale e scritta, avente ad oggetto delibera di giunta numero 189, Comune di Caorle, avverso Rossi Mario Pietro e compagni. Sottoscritti Carlo Miolo e Conte Rosanna, consiglieri comunali del gruppo Lista Civica Miolo Sindaco. Preso atto della dichiarazione assunta dalla Giunta Comunale con la delibera numero 189 del 25 agosto scorso,
con la quale non si è ritenuto come comune di non costituirsi nel ricorso promosso davanti al TAR dal Veneto alla ditta Rossi Mario Pietro EC SNC per l'annullamento del verbale della conferenza di servizi istruttoria del 19 aprile del 2016, nella parte in cui impone la ricorrente di stralciare dalla richiesta di autorizzazione unica ambientale presentata la parte relativa all'attivazione di un impianto di betonaggio, nonché il risarcimento dei danni subiti, rilevato che nelle premesse della delibera si fa riferimento alla nota del 17 agosto 2016, con la quale, citando testualmente, il dirigente del settore urbanistica esprime l'inopportunità di resistere in giudizio poiché nel corso del tempo si sono succeduti due diversi orientamenti sulla questione da parte dell'amministrazione e appare ora opportuno rimettere la valutazione del caso di specie al giudice amministrativo. Rilevato altresì che, sempre nelle premesse, si afferma ancora testualmente che l'eventuale resistenza in giudizio e il correlato incarico di difesa ad un legale di fiducia comporterebbe l'assunzione di un non indifferente onere economico a carico dell'ente, con scarse possibilità di recupero. Un'aggiunta che viene ravvisata pertanto l'insussistenza dei presupposti per la costituzione in giudizio, considerato che a detta degli interroganti la delibera in questione appare alquanto fumosa e approssimativa, laddove non si citano chiaramente le motivazioni della decisione assunta se non in maniera poco chiara e priva di trasparenza, tenuto conto che il Comune generalmente è sempre tenuto a garantire gli interessi comunali fino all'ultimo grado di giudizio, salvo che non vi siano oggettivi e chiari impedimenti tali da giustificare decisioni come quella deliberata e riportata in oggetto. Interrogo la signoria vostra per conoscere tutti i particolari del caso in questione che hanno poi determinato il ricorso da parte della ditta Rossi Mario Pietro e Company avanti al TAR del Veneto e l'iter che è stato seguito al riguardo da parte del Comune rispetto a tale vicenda. E qual è ad oggi lo stato dell'arte rispetto alla stessa? Quali sono i due diversi orientamenti da parte dell'amministrazione che si sono succeduti, cui fa riferimento il dirigente del settore urbanistica nella sua nota, dalla quale si facendo delle premesse in delibera? In cosa si differenziano tali diversi orientamenti rispetto ai reali interessi per il comune di Caule o per la ditta Rossi Mario Pietro, orientamenti dei quali si vorrebbe conoscere tutti i contenuti ricevendone copia? Ancora, se sono state fatte realmente tutte le debite valutazioni di carattere economico rispetto all'eventuale resistenza in giudizio e il correlato incarico al legale, dato che secondo la delibera il relativo onere viene definito in modo generico non indifferente. Se l'insussistenza dei presupposti per la costituzione in giudizio sia correlata a tutto questo o se lo stesso atteggiamento da parte del Comune è stato tenuto realmente in casi analoghi piuttosto che procedere, come generalmente è avvenuto, alla costituzione in giudizio. Se la questione è già stata portata all'attenzione del giudice amministrativo, con quale atteggiamento al riguardo da parte del Comune e con quale decisione conseguente rispetto ad un eventuale incarico ad un legale e su che basi economiche. Se infine la ditta Rossi Mario Pietro EC potrebbe ricavarne dei vantaggi dalla decisione assunta dalla Giunta, cosa che, a parere degli interroganti, potrebbe anche accadere, stante la volontà di non procedere ulteriormente in attesa della decisione del giudice amministrativo, per la quale si vorrebbe anche conoscere quali potrebbero essere, secondo la Giunta, i relativi tempi. In attesa di un'urgente e sollecita risposta, sia verbale sia scritta, possiamo distinti i saluti che accompagnano. Grazie. Grazie, c'è altro? Proseguiamo col secondo punto all'ordine del giorno. Aggiornamento piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare, anno 2016, ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge numero 112 del 98, approvato con deliberazione del commissario straordinario numero 22 del 21 gennaio 2016. Nomino quindi gli scrutatori e come scrutatori i consiglieri Bortolussi, Banzan e Dallabella. Relaziona l'assessore commisso. Grazie, buonasera. Ammesso che in sensi dell'articolo 58 del decreto legge 112 del 98, convertito in legge 133 2008, il Comune deve redigere annualmente il piano delle alienazioni e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Nel succitato piano vengono individuati gli immobili e terreni di proprietà dell'ente non strumentali ai fini istituzionali e suscettibili di valorizzazione o per obiettivi missioni. Con deliberazione del commissario straordinario numero 22 del 21 gennaio 2016 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare per l'anno 2016. Nel succitato piano è stata inserita l'area comunale sita in Caule, in fregio al lungomare del
censita al mappale 1500 del foglio 42 ed avente una superficie di circa 67 metri quadrati. Considerato che a seguito dei rilievi eseguiti con gli strumenti sul posto da parte del tecnico incaricato è emerso che l'area comunale censita al mappale 1500 del foglio 42, già inserita nel piano delle elezioni approvato con deliberazione del commissario straordinario numero 22 del 2016, dista alcuni metri dalla frangia del lungomare Venezia e quindi vi sarebbe un altro eventuale stradale assoggettabile alla alienazione in quanto non riveste alcune funzioni pubbliche, vista la sua ubicazione e consumazione. Intercluso sta il mappale 1500 che svolge con la fine alcuna data e la passeggiata del lungomare. Precisamente il terreno censito al foglio 42, il mappale 162 porzione, ed avete una superficie di circa 1,46 m². Ritenuto pertanto di aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare approvato con la richiamata deliberazione del commissario straordinario numero 22 del 2016, al fine di inserire l'area comunale censita al foglio 42 mappale 162 porzione ed avente una superficie di circa 46 m², considerato inoltre che nell'ambito delle proprietà comunali, personalmente l'approvazione del piano e a seguito di alcune richieste pervenute al comune, sono state individuate delle ulteriori aree da poter assoggettare all'alienazione in quanto non aventi più alcuna funzione o destinazione pubblica e precisamente l'area comunale sita in fregio a via Roma, foglio 43 mappale 702, porzione di circa 31 metri 40, e l'altra è l'area comunale sita sempre in fregio a via Roma, foglio 43 mappale 702, porzione di circa metri 24. Ritenuto pertanto di aggiornare il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare approvato con la citata deliberazione del commissario straordinario numero 22 2016, al fine di inserire anche le aree site in fregio via Roma censite per il foglio 43 mappale 702, rispettivamente nei metri valori 31, 40 e 24. Considerato infine, vista la dimensione e conformazione delle aree comunali sotto descritte, nonché le indicazioni delle stesse, combinanti per tutta la lunghezza con le proprietà private e controlli pubbliche, tenuto conto del vincolo di identificabilità delle stesse e delle attuali condizioni di mercato generale, stabilire in euro 430 a metro quadrato, tal quale prezzo unitario di vendita. Ci sono interventi? Mettiamo i voti. Allora, voti favorevoli? Contrari 0, astenuti 0, il Consiglio approva. Mettiamo i voti di immediata eseguibilità, voti favorevoli? Contrari 0, astenuti 0, il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Modifiche allo statuto dell'azienda speciale Don Moschetta. Relaziona il Sindaco. Richiamata la propria precedente deliberazione numero 13 del 24 marzo 2011, avente ad oggetto la trasformazione dell'istituzione Casa di Riposo Don Moschetta in azienda speciale, con la quale è stata costituita l'azienda speciale Don Moschetta e approvato il relativo statuto. Considerato che nel corso degli anni gli enti locali hanno assunto sempre maggiore rilevanza la possibilità di gestire servizi pubblici tramite organismi autonomi in grado di assicurare efficacia, efficienza ed economicità alla gestione medesima, in particolare qualora le gestioni risultino correlate a processi di aggregazione e fusione e in generale di razionalizzazione intesi a realizzare economie di scala. Considerato che tra le varie forme di gestione dei servizi pubblici l'azienda speciale è ente strumentale dotato di propria personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto, e deve operare secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, un obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio di costi dei ricavi, rilevato che già con la citata deliberazione consigliare 13 del 2011 si dichiarava che la trasformazione in azienda speciale avrebbe recato indiscutibili vantaggi creando un autonomo centro decisionale di imputazione giuridica, razionalizzando in via permanente la gestione della stessa e delle attività ad essa connesse, consentendo di potenziare e qualificare il servizio offerto, attuando un obiettivo di importanza rilevante per la comunità locale. Attuato che nell'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle gestioni si è ravvisato l'opportunità di ampliare il campo di azione dell'azienda speciale in modo da consentire l'affidamento di servizi ulteriori, la consapevolezza che tale forma di gestione, a maggior ragione qualora oggetto di processi di aggregazione, risulta la più adeguata a garantire lo svolgimento secondo criteri di economicità ed efficienza. Ritenuto di estendere
l'integrazione normativa dello Statuto a tutte le fattispecie di servizi aggiuntivi affidabili dall'ente, cioè servizi di tipo tecnico, i servizi strumentali di supporto amministrativo al Comune di Caorle, attività affidate dal Comune di Caorle riguardanti servizi pubblici locali, strumentali o commerciali, considerato che non sussistono preclusioni derivanti dalle disposizioni di legge vigenti all'assunzione da parte delle aziende speciali di servizi di diversa natura, risultando imprescindibile esclusivamente il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, oltre all'obbligo del pareggio di bilancio e della gestione portata all'autonomia imprenditoriale, rilevata inoltre la necessità di sottoporre i documenti fondamentali al controllo del Consiglio Comunale, visto l'articolo 57 dello Statuto Comunale, che disciplina la costituzione dell'azienda speciale e i conseguenti rapporti con il Comune, preso atto che il Comune conferisce il capitale di dotazione e determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda, ne approva gli atti fondamentali, esercita su di esse la vigilanza e le verifiche dei risultati della gestione, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 27 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, tanto premesso si propone al Consiglio di deliberare di modificare come segue lo statuto dell'azienda speciale Casa di Riposo Don Moschetta. Articolo 3. L'ultimo comma viene eliminato e sostituito dai seguenti commi. 6. L'azienda speciale può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Caorle consistenti in servizi di tipo tecnico e servizi strumentali di supporto amministrativo al Comune di Caorle, attività affidate dal Comune di Caorle riguardanti servizi pubblici locali, strumentali o commerciali. 7. Previo assenso del Comune di Caorle, l'azienda speciale può gestire attività e servizi affidati da altri enti pubblici o privati sulla base di uno studio di fattibilità e di un piano finanziario predisposto dall'azienda stessa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale che ne verificherà l'attività, l'economicità e la corrispondenza con le finalità statutarie. L'articolo 4, primo comma, nuova versione, l'attività dell'azienda speciale deve conformarsi ai principi e agli orientamenti espressi dal Consiglio Comunale di Caorle che ne determina gli indirizzi da recepirsi all'interno del contratto di servizio. Articolo 8, primo comma, nuova versione, l'azienda speciale può avere patrimonio immobiliare e immobiliare proprio, oltre all'uso di beni ceduti temporaneamente dal Comune da altri soggetti. Secondo comma si elimina. Terzo comma, quarta linea, si aggiungono le parole o per contratti di servizio. Articolo 44, comma secondo, si elimina. Articolo 47, comma primo, la parola Venezia viene sostituita dalla parola Pordenone. Di approvare lo statuto dell'azienda speciale nel testo costituente dell'allegato numero 1 al presente atto, con le parti integranti e sostanziali dello stesso composto di numero 53 articoli e riportante le modifiche sopra riportate, specificando che le parti comprese tra parentesi e quadre sono abrogate, mentre le parti in grassetto costituiscono patrimonio comune. Ci sono interventi? Capogruppo Favaro. Grazie Presidente. Allora noi diremo subito che rispetto a questo provvedimento abbiamo una posizione contraria. E spiego il motivo. Innanzitutto occorre leggere questa modifica dello statuto dell'azienda speciale Don Moschetta congiuntamente al successivo punto all'ordine del giorno, ossia il punto in cui si propone lo scioglimento e la liquidazione, la messa in liquidazione della Caorle Patrimonio, la società patrimoniale del Comune. Perché chiaramente, come ci è stato spiegato anche in Commissione, questi due provvedimenti vanno a braccetto, cioè si modifica lo statuto della Don Moschetta, allargando l'agio d'azione della stessa Don Moschetta, così da poter poi mettere nelle condizioni l'amministrazione di affidare eventualmente alla stessa Don Moschetta le funzioni e i servizi ad oggi svolti tutti o in parte dalla Caorle Patrimonio. Ora noi pensiamo che innanzitutto, poiché in Commissione non abbiamo avuto nessun tipo di esplicitazione da parte del Sindaco, da parte dell'amministrazione, rispetto a quello che può essere il piano strategico, chiamiamolo piano industriale, per traghettare le funzioni, i compiti, le attività ad oggi svolte dalla Caorle Patrimonio verso la Don Moschetta. C'è una approssimazione, c'è una totale indeterminatezza rispetto a questo e quindi ci sembra una delega in bianco, un salto nel buio che
assolutamente di condividere. Inoltre riteniamo che sia alquanto pericoloso andare a toccare una casa di riposo di una moschetta che già oggi, per come è gestita, per le problematiche e le criticità che sta mostrando dal punto di vista economico-finanziario ma anche dal punto di vista gestionale, mi riferisco alle questioni relative alla gestione del personale, alle turbolenze di cui si aggiunge l'eco, lo stato di agitazione anche sindacale che si sta aggravando giorno dopo giorno. Ecco, una situazione già di per sé fragile, precaria. Se andiamo a caricare la Don Moschetta, una casa di riposo che già naviga in acque poco tranquille, di ulteriori funzioni, ci sembra che questa sia una scelta azzardata e metta a repentaglio un equilibrio già precario. Ricordiamo che la Don Moschetta, l'azienda speciale, prima istituzione poi azienda speciale, nasce come istituzione e azienda speciale che serve a gestire una casa di riposo. Se domani questa azienda speciale, oltre a gestire la casa di riposo, si troverà a gestire il campeggio comunale, le aree blu, i parcheggi, la manutenzione del verde pubblico, pensiamo che insomma, si vada incontro ad una fase alquanto difficile e che vada a peggiorare una situazione già oggi, come dicevo, precaria per quanto riguarda la gestione della casa di riposo. Quindi noi per questi motivi, e poi riprenderemo quando arriveremo al prossimo punto, per questi motivi riteniamo di esprimere voto contrario. Grazie, ci sono altri interventi? Capogruppo Pignollo. Grazie Presidente. Sì, anche noi esprimeremo voto contrario su questo provvedimento che è già stato ampiamente argomentato dal consigliere Faro. Ci sembrerebbe viceversa di firmare un po' una cambiale in bianco, soprattutto perché l'opportunità di rimettere mano allo statuto non è stata accolta nel cercare di riorganizzare anche l'organo amministrativo di questa azienda speciale. Mi spiego meglio, cioè se da un lato si sta cavole patrimonizzando la Don Moschetta, dall'altro ci si sarebbe aspettati di avere una sorta di rappresentatività un pochino più ampia e anche un po' consentitemelo più qualificata nella gestione di questa azienda municipalizzata, questa azienda speciale, scusate, che si troverà verosimilmente ad affrontare una serie di problematiche davvero importanti, diciamo, diventerà quindi il braccio operativo dell'amministrazione. Ecco, per queste ragioni noi voteremo contrario. Grazie. Consigliere Lazzari, prego. Sì, volevo solo aggiungere quello che è stato detto, nel senso che è chiaro che la necessità c'è qua di modificare quello che è lo statuto dell'azienda speciale corrisponde a una motivazione di maggiore criterio di economicità e efficienza. Tuttavia anch'io mi sento come un di votare in maniera contraria perché comunque tutti i nuovi servizi non sono stati specificati, al momento che sono stati indicati come servizi generici di natura diversa. E soprattutto mi sento di dissentire con quello che è il punto 8, dove non sono d'accordo quando si dice che l'azienda possa avere anche un proprio patrimonio immobiliare. E infine, come ho detto già loro, credo che questo punto vada comunque in qualche maniera legato con quello che è il punto successivo, quindi anch'io voterò no. Altri interventi? Conclude il Sindaco. Riguarda la questione di quali servizi passano da una casa dell'amministrazione, di passare i servizi della Camera Patrimonio alla Moschetta e ci saranno i profili occupazionali di tutti i dipendenti della Camera Patrimonio. Quindi comunque passano a parità di dottorato, parità di diritti, parità di retribuzione e probabilmente sarà possibile anche miglioramento del profilo della qualità della qualità del lavoro per i dipendenti. Per quanto riguarda l'ampliamento siciliano, quello che abbiamo pensato, che formerà un progetto di successiva delibera nei limiti di cui però la normativa attuale in materia di educazione delle partecipate, che probabilmente non sarà applicabile alle aziende speciali,
considera di ampliare in modo da garantire comunque un maggior numero di componenti che possano seguire i rispettivi settori. Mettiamo i voti. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Passiamo al terzo punto, quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Relazione al Sindaco. La legge 23 dicembre 2014, numero 190, la legge di stabilità 2015, all'articolo 1, comma da 611 a 614, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza del mercato, ha previsto l'obbligo per gli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. In particolare il comma 611 indica criteri generali in cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione. Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Eliminazione delle partecipazioni detenute di società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione e di internalizzazione delle funzioni. Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi di controllo delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Il successivo comma 612 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice dell'amministrazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, devono definire e approvare un piano operativo di razionalizzazione delle proprie società e partecipazioni, corredato da un'apposita relazione tecnica riportante le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Con deliberazione commissariale numero 31 del 26 giugno 2015, adottata con il potere del Consiglio Comunale, è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l'anno 2015, ai sensi per gli effetti della normativa citata. Il recente decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con carattere innovativo, ha raccolto in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti la costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni di società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta. Rilevano in particolare le seguenti disposizioni di cui si riporta una sintesi. Articolo 4. Le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società. Nei limiti di cui al primo comma, le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate. Produzione di un servizio di interesse generale, quindi conclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche. Realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli altri enti pubblici partecipanti. Servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, ma prestate a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni. Valorizzare il patrimonio delle amministrazioni pubbliche tramite il fornimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. Qualora trattasi di servizi in house, l'oggetto sociale dovrà essere esclusivo e riguardare una o più delle attività di livello A, B, D ed E sopracitate. Articolo 5. L'acquisto di partecipazioni anche indirette da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità delle società per il perseguimento delle finalità istituzionali
evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Articolo 20. I piani di razionalizzazione corredati in un'apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tipi di attuazione sono adottati ove in sede di analisi per primo comma le amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui l'articolo 4, società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, partecipazioni di società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dai enti pubblici strumentali, partecipazioni di società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, partecipazioni di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti, necessità di contenimento di costi di funzionamento, necessità di aggregazione di società avendo oggetto alle attività consentite. Articolo 24. Le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto di società non riconducibile ad alcuna delle categorie di cui sopra sono alienate o cedute. A tal fine ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere dismesse. Per gli enti locali il provvedimento di cui tratta si costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014. Al fine di dare attuazione alla normativa sopra richiamata, anche a seguito delle direttive formulate dall'amministrazione in carica del 6 giugno ultimo scorso, è stata redatta dal settore segreteria generale una apposita relazione tecnica legata al presente provvedimento, i cui contenuti vengono richiamati a far parte del piano operativo di razionalizzazione, oggetto del dispositivo del presente provvedimento, che prevede quanto segue: mantenere le partecipazioni dell'ente in ASVO SPA, ATVO SPA, ASI SPA, LPA SPA, Veritas SPA, Consorzio Venili SCRL, dismettere la partecipazione in Cave Patrimonio SRL, Mostra Nazionale dei Vini SCAR e Nuova Panaggiore SRL. Quanto allo scioglimento di Cave Patrimonio SRL si richiama l'attenzione sugli aspetti inerenti al personale attualmente occupato che di seguito vengono sintetizzati. Profili occupazionali. Con la citata deliberazione 31 del 2015, il commissario straordinario, nei poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il piano di razionalizzazione delle società possedute dal Comune per l'anno 2015, ai sensi per effetti dell'articolo 1, commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 numero 190, legge di stabilità per l'anno 2015. Con riguardo alla Cave Patrimonio SRL veniva stabilito il mantenimento della stessa con alcune avvertenze per i servizi strumentali gestiti dalla società, necessità di una valutazione di economicità in seguito effettuata a mezzo di affronto con il libero mercato, dichiarando esplicitamente la necessità di tenere in debita considerazione i riflessi occupazionali correlati alle singole misure di razionalizzazione. Tale necessità in effetti riveste particolare importanza, in quanto il personale in servizio presso la Cave Patrimonio consta complessivamente di numero 21 dipendenti a tempo indeterminato e parziale, compreso un impiegato amministrativo addetto a tutte le funzioni, il numero 5 a tempo determinato, tra i quali un impiegato amministrativo addetto a tutte le funzioni. A fronte della consistenza di tali contingenti di personale e trattandosi di servizi che non possono essere gestiti in economia dall'ente, nell'ambito delle attività di esternalizzazione o trasferimento delle attività facenti capo alla società, dovranno essere tenute in debita considerazione le esigenze di solidarietà sociale mediante l'applicazione di meccanismi di riassorbimento con clausole sociali, ex articolo 50 del nuovo codice dei contratti ed ex articolo 24,9 del decreto legislativo 175 del 2016, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato senza risultare lesiva della concorrenza e della libertà di iniziativa economica. Tutto ciò premesso si propone al Consiglio Comunale di deliberare. Visti l'articolo 1, commi da 611 a 614, legge 23 dicembre 2014, numero 120-190, legge di stabilità 2015, è dato atto che il piano di razionalizzazione è previsto
è stato approvato con deliberazione commissariale numero 31 del 26 giugno 2015 adottato dal Consiglio del Consiglio Comunale, visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di approvare nei termini che seguono il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Caule, richiamando i dati, le valutazioni e le motivazioni di cui è allegata la relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente. Mantenimento delle partecipazioni. Si mantengono le partecipazioni dell'ente in ASO SPA, EBO SPA, ASI SPA, LTA SPA, Veritas SPA, Consorzio Limiti SCRL, cessioni o vendita delle partecipazioni. Si conferma la dismissione di Mostra Nazionale dei Vini SCAR, per le quali la procedura di recesso risulta già in atto. Scioglimenti e liquidazioni societarie. Si conferma la dismissione di Nuova Pramaggiore SRL, per la quale le procedure di liquidazione risultano già in atto. Si avvia la procedura di scioglimento della Caule Patrimonio SRL, richiedendo all'amministratore unico della stessa la convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società, la relativa messa in liquidazione, i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 2487 del Codice Civile, autorizzando fin d'ora il sindaco nella suddetta assemblea a rappresentare la volontà dell'ente con la presso indicata. In relazione a quanto sopra si dà atto che i beni mobili e immobili, questi ultimi secondo le risultanze catastali di cui allegato elenco, di proprietà della società saranno trasferiti al Comune, con possibilità per quest'ultimo di optare in sede di assemblea per il trasferimento diretto degli immobili adibiti a residenza per anziani all'azienda speciale del Mospeta, con applicazione delle agevolazioni fiscali ex articolo 20,6 decreto legislativo 175/2016, che richiama espressamente l'articolo 1 sub 568 bis della legge 147 del 2013. Il trasferimento in proprietà dei beni di quel punto precedente comporterà per il Comune l'assunzione dei relativi mutui in corso di ammortamento, con garanzia da prestare tramite delegazione di pagamento suddivisa in 3 titoli di bilancio. Il demandare al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai dirigenti, secondo le rispettive competenze, l'attuazione del presente atto di indirizzo, e ai sensi dell'articolo 24.2 del decreto legislativo 175/2016, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione approvato con deliberazione commissariale numero 31 del 26 giugno 2015. Relativamente alla Caule Patrimonio SRL, di fare proprio le considerazioni espresse dal Sindaco nella relazione premessa sotto la voce profili occupazionali, di trasmettere alla sezione regionale del Veneto e della Corte dei Conti la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 1,612 legge 190/2014 e dell'articolo 24,3 del citato decreto legislativo 175/2016, di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente. Grazie. Ci sono interventi? Capogruppo Tavolo, prego. Grazie Presidente. Allora, noi in tempi non sospetti rispetto alla Caule Patrimonio, fin dalla sua nascita, ad opera dell'amministrazione del Sindaco Sarto, abbiamo sempre espresso un severo giudizio critico. In linea di principio perché giudicavamo l'operazione in generale delle società patrimoniali, che in quegli anni andava molto di moda e molti comuni, abbiamo assistito in Italia, in molti comuni ad una proliferazione di società patrimoniali. Noi giudicavamo questa operazione come un cattivo esempio di finanza creativa. Anche questa andava molto di moda all'epoca, quando eravamo ancora nella stagione delle vacche grasse. Adesso siamo nella stagione delle vacche magre, l'Italia è in recessione, le amministrazioni sono costrette a tagliare i bilanci e in quel periodo di vacche grasse, quando già però era entrato in vigore quel meccanismo chiamato patto di stabilità, che in qualche maniera cercava di riportare un po' di rigore nella spesa pubblica degli enti locali, ebbene le patrimoniali erano un bel sistema, un bel escamotage per evitare i vincoli del patto di stabilità, per spostare fuori dal bilancio comunale tutta la parte di indebitamento che risultava eccedente
e quindi alla fine fa finta che i conti fossero a posto, quando in realtà, essendo il comune di Cavia socio unico della Cavia Patrimonio, era come un gioco delle due scatole, perché è chiaro che il debito alla fine gravava comunque sulle spalle del comune, comunque sui cittadini di Cavia. E quindi in linea di principio noi abbiamo sempre espresso un giudizio critico, un giudizio contrario rispetto a questa operazione Cavia Patrimonio. Perché poi ritenevamo che ci fosse benissimo la possibilità da parte degli uffici comunali di svolgere bene le funzioni che erano state assegnate all'esterno, o al limite individuando delle gare d'appalto come si è continuato a fare per l'appalto della gestione del verde pubblico, che è affidato in parte ad una società privata e in parte alla Cavia Patrimonio. Quindi, in linea di principio, noi, anche per coerenza rispetto alle posizioni assunte in passato, noi non siamo in linea di principio contrari a questa operazione di chiusura, scioglimento, messa in liquidazione della Cavia Patrimonio. Però, c'è un però, stiamo parlando di una società che ha dei livelli occupazionali, cioè ad oggi risulta avere 28 dipendenti, quindi operazioni così allegre di chiusura e spostamento all'azienda speciale di Moschetta non sono per noi da prendere a cuore leggero. Inoltre vorremmo capire, non ci è stata fornita nessuna spiegazione, oggi qui non stiamo chiudendo la Cavia Patrimonio, decidendo di chiudere la Cavia Patrimonio, prendendo atto di una situazione di gestione fallimentare della stessa, perché ci troviamo costretti a chiuderla avendo registrato questa società negli ultimi 2 anni, avendo registrato nel 2014 un risultato di esercizio negativo pari a 118.000 euro e nel 2015 un risultato di esercizio complessivo negativo pari a 44.000 euro. Allora, nel 2014 c'era l'amministrazione del sindaco Striuli, nel 2015 fino ad aprile c'era la stessa amministrazione, quindi vorremmo anche capire perché ci troviamo in questa situazione. Perché è facile tirare una linea, fare una croce sopra e dire vabbè, scordiamoci il passato e guardiamo avanti, spostiamo tutto alla Don Moschetta. Ma vorremmo anche capire le cause, dove le ragioni profonde, le motivazioni di questa gestione negativa, di questi risultati economici negativi in questi 2 esercizi. Dovremmo capire cosa non ha funzionato, perché se non lo capiamo bene potremo ripetere il medesimo errore quando ci troveremo a spostare appunto la Don Moschetta. Ripeto, noi siamo contrari a questo spostamento alla Don Moschetta, perché pensiamo che ci potrebbero essere delle soluzioni alternative e però si rischia di ripetere in futuro una gestione altrettanto fallimentare se non andiamo alla radice dei problemi, se non andiamo a sviscerare con grande trasparenza e con grande onestà cosa non ha funzionato nella gestione quantomeno di questi ultimi 2 anni della Cavia Patrimonio. E quindi io rimetto al sindaco queste domande, cioè sindaco, oggi stiamo prendendo atto di una gestione negativa che è inevitabilmente riconducibile alla sua gestione e quindi credo che lei abbia la responsabilità di dare anche delle spiegazioni. Altri interventi? Capogruppo Massaro, prego. Buonasera. Mi collego a questa delibera e a quelle precedenti e noto con dispiacere che la minoranza denigra e identifica nella figura dell'attuale presidente dell'azienda speciale Don Moschetta una figura non idonea a esercitare le sue funzioni. Conferite del Consiglio Comunale, di cosa non da poco, in vaste giornate, il signor Giovanni Carè subentra da circa 60 giorni ad una precedente presidenza che mi risulta essere durata circa 20 anni. Me ne duole tale posizione ed esorto la minoranza
a trarre frettolose posizioni personali, riportate dal personale sicuramente di spalla. Grazie. Ci sono altri interventi, Capitolo Pugnolo? Sì, no, nulla di personale, sia chiaro, nei confronti del signor Draghera, che insomma è una persona specchiata che tutti conosciamo e della quale riconosciamo notevoli virtù e dedizione e abnegazione con l'applicazione con la quale si impegna soprattutto nelle materie sociali. No, qui però il discorso era un altro, cioè qui non c'era un discorso di come dire, mancanza di fiducia o di rispetto. Qui però nel processo di, lo dicevo prima, di patrimonializzazione della Don Moschetta, qui poi il sindaco ha dato una risposta anche in questo senso, ma ci aspettavamo qualche indicazione magari preventiva. Insomma, un organo c'è un'azienda di quelle dimensioni con le capacità di tenere le mani libere su più campi così come ci sono stati descritti, quindi un braccio operativo dell'amministrazione che ha capacità praticamente di fare tutto, perché questo poi sarà la Don Moschetta. Ecco, ci aspettavamo che in qualche modo lo statuto, visto che viene revisionato, questo statuto potesse prevedere anche una revisione dell'organo del Consiglio di amministrazione, perché poi alla fine di questo stiamo parlando, c'è un presidente e due consiglieri che gestiranno sostanzialmente tutto. Non vorrei essere stato frainteso prima quando nelle mie parole dicevo una nota in termini di qualifiche adeguate, ma intendevo proprio questo, le qualifiche adeguate per gestire una macchina che diventa una macchina operativa davvero di fortissima portata. Ci sono altri interventi? Lascio la parola al sindaco per le conclusioni. Allora, partiamo dagli aspetti relativi all'occupazione, ai profili occupazionali. Quanto riguarda i profili occupazionali, la delibera ha dato nelle premesse anche nel deliberato che volontà il Consiglio Comunale dia nell'atto di indirizzo politico alla Giunta e al Sindaco che siano fatti salvi, come ho già specificato nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale, previsto che tutti i dipendenti passino in carico all'azienda speciale mantenendo il profilo, mantenendo la retribuzione, quindi non ci sarà alcuna lesione di diritti, tant'è che in una recente riunione con i sindacati, più volte convocati, alla presenza anche di lavoratori della Camera Patrimonio che hanno assistito al confronto con i sindacati sono stati trovati favorevoli alla proposta fatta dall'amministrazione comunale e hanno concordato la linea e si sono affiancati. Per quanto riguarda la questione di quali sono i servizi, quali sono i posti, le partite negative che hanno inciso negativamente nella gestione della Camera Patrimonio, allora distinguiamo le funzioni della Camera Patrimonio, perché la Camera Patrimonio ha funzioni di servizi ma ha funzioni anche di gestione del patrimonio. I servizi della Camera Patrimonio, che possono essere il blu, il verde e quant'altro, sono servizi tutti in fase attiva, perché tutti danno reddito e tutti contribuiscono alla formazione come componente positiva dell'utile di esercizio della Camera Patrimonio. La componente invece che dà all'effetto negativo, quindi la componente che incide negativamente nella formazione dell'utile, è quella legata all'aspetto patrimoniale e quindi ai costi che sono necessari per la gestione del patrimonio. Pensiamo al PIP di ottava presa, pensiamo alla sede dei vigili del fuoco, pensiamo al notariano, pensiamo alla profila. Ora in questo deliberato non si propone di passare patrimonio e servizi all'azienda speciale. Forse non si è letto bene, o non l'ho letto bene io, perché si propone di passare i servizi. C'è una componente positiva all'azienda speciale. L'aspetto patrimoniale, salvo l'eventuale questione dello stabile della casa di riposo, dove sia un altro ragionamento rivolto alla riqualificazione che potrebbe essere assegnato alla casa di riposo, tutto il resto del patrimonio rimane a carico del comune, causa avvalendosi anche dell'agevolazione
fiscale che è prevista dal recente decreto legislativo che attua la riforma Madia per le società partecipate. Quanto all'ultimo punto, al quale avevo già risposto in occasione della precedente delibera, sulla necessità di ampliare il consiglio di amministrazione in futuro dell'azienda speciale di Moschetta al fine di consentire che ci sia una sorta di amministratori delegati per quale ognuno si occupi effettivamente di ogni singolo settore, non partendo un unico amministratore unico, CDA formato per persone a occuparsi dell'intera gestione di tutti i servizi che vengono dati. Questo è già stato preso in considerazione da questa amministrazione comunale e formerà oggetto di successiva delibera quando l'operazione andrà a regime. Chiudo sulla questione dei derivati. Questo Consiglio comunale nel corso degli anni ha sempre valorizzato fortemente l'aspetto negativo della gestione che derivava dal fatto di avere a carico del carico patrimoni derivati, i famosi swap, che quando le patrimoniali sono nate la giurisprudenza consentiva che fossero in titolarità anche delle società patrimoniali, anche socio unico pubblico, come nel caso della Causa Patrimonio. Nel tempo questo si è rivelato devastante, tant'è che già nel 2014 la precedente amministrazione Medina aveva avviato un processo di mediazione assieme agli istituti bancari per cercare di trovare una soluzione fino a quando poi è arrivato comunque questo provvedimento della riforma Madia che oggi consente di superare il problema e di poter andare all'estinzione del derivato in modo da chiudere definitivamente anche questa partita. Rilevo tra l'altro che questo momento storico anche particolare perché mentre il derivato nel tempo a carico del caro patrimonio ha sempre prodotto elementi negativi, quindi si è rivelato a vantaggio solamente degli istituti di credito e non dell'amministrazione comunale, in questo caso della causa patrimonio come ha presentato totalitariamente, in questo momento l'estinzione del derivato porta dentro un guadagno perché siamo in un momento in cui estinguere non comporta comunque una componente negativa dello stesso svolto. Quindi il momento d'oro non lo vogliamo perdere anche valendosi di questa esenzione fiscale che è data, perché poi questa operazione di retrocessione dei beni di fatto avviene con esenzione dall'imposta di registro, con esenzione dall'imposta ipotecaria, con esenzione dall'imposta catastale, quindi di fatto, salvo il costo del notario che dovrà fare l'operazione, per quanto riguarda il regime fiscale viene a costo zero. Paolo. Sì, ringrazio il Sindaco per le risposte che ha fornito. È chiaro che lo comprendo dalle risposte che lei ha dato, è chiaro che la parte patrimoniale non passa, la gestione patrimoniale non passerebbe alla Moschetta, ma, questo l'avevamo capito anche noi, ma passa, rientra nella gestione del comune. Questo significa che il comune si troverà, il bilancio comunale si ritroverà nuovamente appesantito di quelli che erano i pesi che la Causa Patrimonio non è stata in grado di sostenere. E mi riferisco, come lei ha fatto, ad operazioni che sono state dei buchi nell'acqua, operazioni azzardate come il Pico Tava Presa, la Bafini che sappiamo essere incompiuta, mancano all'appello 2 milioni di euro fino a poco tempo fa per completare il teatro, ma sicuramente i costi crescono di mese in mese. E quindi questo rientro della gestione patrimoniale evidentemente non sarà un fatto che lascia indifferente il bilancio comunale, la gestione economico-finanziaria del comune. E quindi i nodi vengono al pettine, se non se la fa a caro patrimonio, lei Sindaco non si sta spiegando come potrà farsela in comune a reggere questi carichi. Poi lei ha detto che invece la parte di gestione dei servizi sono parti, una componente della società Caro Patrimonio che è in attivo. Posso concordare su questo, lei però non ha citato, tra gli esempi, non ha citato il campeggio comunale. Il campeggio comunale a me risulta sì che sia inattivo, però potrebbe essere molto più inattivo, quindi parliamo non solo di situazioni che pesano in modo negativo,
ma situazioni che non hanno comportato quelle entrate che potenzialmente potevano derivare a fronte di una buona gestione. Il campeggio comunale potrebbe essere sicuramente gestito meglio, senza stravolgere il suo assetto paesaggistico ambientale, che è la sua ricchezza, il suo valore, la sua caratteristica. Guai al mondo se si va a pensare a uno stravolgimento come si è ipotizzato qualche anno fa, riempendolo di casette mobili e quindi di fatto urbanizzando le ultime dure che sopravvivono all'interno del centro urbano di Caorle. Ma basterebbe riadottare una buona gestione che veniva fatta fino a qualche anno fa, quando ad esempio le prenotazioni che arrivavano, alle prenotazioni, alle richieste di prenotazione, si rispondeva tutto l'anno, anche nei mesi invernali, nei mesi di chiusura del campeggio comunale, come avviene per qualsiasi struttura ricettiva degna di questo nome. Invece negli ultimi anni il campeggio comunale apre i suoi battenti a marzo o ad aprile e fino al giorno di apertura nessuno risponde alle richieste di prenotazione. Quindi è chiaro che la gestione in termini di presenze, arrivi, quindi poi il fatturato di fine stagione va in sofferenza, perché c'è una gestione che non è fatta in modo ottimale, in modo efficiente. Quindi, Sindaco, bisogna andargli a stanare i problemi, perché lei se li sta un po' nascondendo. Grazie. Altri interventi? Sindaco? Allora, lei censura il fatto che i debiti del Caorle Patrimonio passano al Comune di Caorle. Mi pare una cosa ovvia, anche devono passare. Il Comune di Caorle è socio unico della Caorle Patrimonio e già ce li ha accollati i debiti. È garante per fideiussione dei debiti della Caorle Patrimonio, quindi non vedo a chi dovrebbero passare. L'operazione però comunque è positiva in sé come gestione patrimoniale, perché oggi i beni indicativamente della Caorle Patrimonio sono di circa 15 milioni di euro a fronte di un debito di circa 12 milioni di euro, quindi la partita patrimoniale sta in sé in piedi e quindi non ci sono preoccupazioni di tipo come fa il Comune a farsi carico, il Comune è niente, quindi non vedo questo problema qui che lei solleva. Per quanto riguarda il campeggio comunale, tra l'altro non c'entra niente con la delibera di oggi, se non indirettamente. Il campeggio comunale quest'anno ha avuto un aumento di ricettività molto importante, vuoi complice il clima internazionale che ha portato molti più turisti a Caorle, vuoi complice proprio il clima in sé, è stata un'estate molto lunga e ha consentito fino all'ultimo giorno di apertura del campeggio di avere proprio la possibilità di fare incassi maggiori, ma è proprio il passaggio eventuale del campeggio della Caorle Patrimonio speciale che lei deve cogliere. Perché se dobbiamo riqualificare il campeggio, la Caorle Patrimonio non si può muovere spendendo soldi, l'azienda speciale lo potrà fare perché non ha quei vincoli normativi, quei vincoli di finanza pubblica che invece il Caorle Patrimonio ha. Quindi questo aspetto va proprio verso la sua direzione, per cui lei dovrebbe dare voto favorevole secondo me a questo tipo di delibera. Mettiamo i voti. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? 5, 6, 7. Il Consiglio approva. Passiamo al punto quinto all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale numero 175 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto variazione numero 2 in via di urgenza al bilancio di previsione 2016-2018. Relazione all'assessore Barbaro. Grazie Presidente, buonasera. Vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 175 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto la variazione numero 2 in via di urgenza al bilancio di previsione 2016-2018 in copia costituita allegato numero 1 alla presente deliberazione. Presa atto che data deliberazione è stata assunta di urgenza ai sensi dell'articolo 42,4 del legislativo 267 del 2000 ed è conseguentemente da sottoporre alla ratifica da parte del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi a fine di decadenza. Ravvisato
la sufficienza dei motivi di urgenza posti a fondamento del suddetto procedimento. Visto il parere favorevole espresso dal metodo del revisore dei conti in data 20/09/2016, che costituisce legato come 2 alla presente aula, dato atto che l'argomento è stato finalmente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 27/09/2016, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, quanto superposto si propone al Consiglio Comunale di deliberare, di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione di Giunta Comunale numero 165 del 4/8/2016, avente ad oggetto la variazione numero 2 in via d'urgenza dal bilancio di previsione 2016-2018, fino allegato in corte presente atto. Ci sono interventi? Capitolo Paolo. Sì, io ho una domanda rispetto ad un finanziamento in conto capitale che viene previsto con questa variazione di bilancio, ovvero 160.000 euro per manutenzioni straordinarie stradali, con particolare riferimento a via Pompei. Per capire che tipo di intervento, come pensa l'amministrazione di spendere questo importo. Diamo la parola all'assessore Commisso. Sì, vado a memoria perché non ho un elenco delle opere previste con l'avanzo di amministrazione che abbiamo approvato la volta scorsa. Questi 160.000 euro sono impegnati 90.000 euro per la riqualificazione di via Pompei, per la riqualificazione di via Adige e di via Gozzi. Però vado a memoria, non ho sotto mano la lista di opere sbagliate. Capitolo Paolo. Sì, vorrei capire dall'assessore, il sindaco Giovanni Commisso, cosa intende per riqualificazione, se può essere un po' più preciso e entrare un po' più nel dettaglio per capire meglio. Assessore Commisso. Nell'ambito del tema che l'amministrazione comunale ha avuto a cuore, di cui parleremo anche dopo, il tema della sicurezza stradale. È stato deciso di mettere mano a tutte quelle strade che sono interessate al dissesto, per cui si rendono molto pericolose per il transito di pedoni e di biciclette sostanzialmente, avendo, io vado a memoria, 2 anni fa, circa 40 cause per danni di persone che sono cadute fatte male. Era il motivo per cui abbiamo anche provveduto al taglio dei pini tra la presa, che cominciavano, raggiunto una certa misura, a fare danni non solo nelle strade pubbliche ma anche nelle proprietà private. Questo si deve intendere come un investimento per il futuro, perché non possiamo lasciare ai nostri figli strade da riparare, è meglio intervenire con azioni decise e magari sopportare un piccolo disagio per qualche anno, poi avere le strade con alberture adeguate che non provochino continuamente i danni che tutti conosciamo e che si obbligano a intervenire continuamente sui matti stradali e sulle persone. Quindi è decisione che è ancora allo studio, ma con il quadro concettuale ma è quasi definitiva, dell'amministrazione di intervenire anche su via Pompei oltre che su via Adige, via Gozzi. Forse su quei 160.000 euro c'è qualcos'altro, ma adesso mi scuso. Altri interventi? Se vuole per dichiarazione di voto, se no gli interventi sono finiti. Sì, per dichiarazione di voto, anche con riferimento al tema della riqualificazione dei viali, delle strade con alberature del centro o comunque anche delle frazioni, in merito alle risposte che abbiamo ricevuto dall'assessore, cioè sulla prospettiva di taglio drastico, di
soluzione radicale, l'ha chiamata l'assessore, nei confronti delle alberature per riportare pavimentazioni dei marciapiedi e della sede stradale a situazioni di migliore sicurezza e percorribilità. Noi siamo sicuramente d'accordo sul fatto che queste strade vadano messe in ordine, un problema di sicurezza e di decoro. Però siamo anche dell'idea che l'amministrazione dovrebbe fare uno sforzo tecnico, oltre che culturale, di cercare soluzioni alternative al taglio. E vi sono situazioni in Italia, di altri comuni che magari hanno realtà, vivono in zone costiere come Caule, e hanno comuni che hanno sperimentato tecniche e tecnologie tali da poter contenere le radici di questi alberi, ci riferiamo soprattutto al pino domestico, che ha la tendenza ad avere superficie, un apparato radicale che va a smuovere in superficie l'asfalto, il torbido, dei marciapiedi, eccetera. Esistono delle tecniche, esistono delle ditte che producono delle tecnologie, ormai collaudate, sperimentate, magari comportano un investimento iniziale sicuramente più oneroso rispetto al taglio, perché il taglio è la soluzione al buon mercato, però il taglio, attenzione, soprattutto nella zona della città, nel capoluogo, quindi zona interessata dal turismo, il taglio, attenzione, comporta una traumatica trasformazione del paesaggio urbano e quindi prima di arrivare al taglio bisognerebbe proprio studiare tutte le possibili alternative, tenere il taglio come ultimissima spiaggia quando proprio non si può fare altro. Proprio l'altro giorno passavo per Viale Pompei e si può ammirare queste alberature che sono ormai hanno raggiunto delle dimensioni che sono notevoli e paragonabili a molte località della Versilia, della costa toscana, dove esistono viali alberati con pini domestici che sono alti anche doppio rispetto ai pini di Viale Pompei. Magari la situazione, le dimensioni stradali, i marciapiedi sono diverse, però voglio dire, mettere al mondo una strada e le strutture architettoniche che si affacciano su quella strada, che magari non sono sempre piacevoli e carine e decorose, mettere al mondo una strada togliendo le alberature, attenzione che si fa peso il taccone dell'uso, cioè si crea più un danno che un miglioramento, un recupero di una situazione integrale. Quindi veramente invitiamo, avremo ancora l'occasione di parlarne, però in questa sede lancio questo messaggio. E noi esprimeremo un voto contrario. Altri interventi, dichiarazioni di voto? Conclude l'assessore Comisso. Solo per dire, il capogruppo Favaro, che non è ancora leggero che si fanno queste scelte. Abbiamo cercato, abbiamo verificato, abbiamo chiesto, abbiamo girato, soprattutto i problemi di pini non sono solo quelli di Caule, sappiamo qual è la causa, sappiamo come si risolve togliendo il manto stradale sostanzialmente. Quando il pino non ha il manto stradale, non c'è piede, ma è sul terreno vegetale, non ha più quelle formazioni che rompono. Allora, o togliamo la strada e facciamo prato, allora non succede proprio niente, altrimenti non abbiamo trovato soluzioni alternative. Tutti ci indicano soluzioni alternative, ma in realtà è difficile trovare. È una scelta, ripeto, anche coraggiosa se vogliamo, che come dire, facciamo tutta figura, rischiamo di farci volere il male della gente a operare queste scelte. Sono scelte dolorose, ma abbiamo una parte della cittadinanza che non chiede e stiamo valutando di farlo prima lo facciamo, prima a mio avviso nel tempo di qualche anno avremo delle strade tranquille, belle lisce, con un'alberatura che non perdono le foglie quando piove, quindi non si talla dentro i piedi, con le radici che non vanno a chiudere in tutto il modo che sono sotto, con il marciapiede che resta liscio, con la strada che resta liscia. Si capisce che adesso sono
lasciare per le generazioni future. Se continuiamo a lasciare le strade in questo stato, noi dovremo come comune, come amministrazione spendere ogni anno centinaia di migliaia di euro, no? E lasciare le manutenzioni indietro sulle altre strade per continuare a mantenere uno stato quo che è irreversibile. Il timo, una volta che è arrivato a queste dimensioni, dopo cresce sempre, non è come noi che a un certo punto dell'età poi cominciamo a calare, loro non hanno fastidio, crescono sempre. È una scelta difficile che ci siamo, come dire, di cui ci rendiamo responsabili come amministrazione comunale. Se qualcuno ha idee e dimostra che si può ovviare a questo problema in altro modo, anche se costa un po' di più, venga. Lo stanziamento lo abbiamo fatto per questi motivi qua. E soprattutto, come anche nel caso di Tavola Presa, sono i frontisti, i cittadini, le persone che percorrono quotidianamente quelle strade che ci chiedono una soluzione definitiva. Questo abbiamo fatto. Grazie. Mettiamo i voti favorevoli, contrari, 3, 4, 5, astenuti 0. Il Consiglio approva. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, variazione numero 3 al bilancio di previsione 2016-2018 di competenza dell'organo consiliare. Relazione all'assessore Barbaro. Preso atto di quanto relazionato all'assessore di Sparta in merito alla necessità di procedere a una variazione di bilancio per i seguenti principali richieste. Visto di un commesso per attività di trasporto sociale per 13.000 euro. Visto attrezzature giochi per giardini delle scuole per 12.000 euro. Interventi sulla viabilità e sulla pubblica illuminazione per 30.000 euro. Manutenzione del patrimonio comunale per 14.000 euro. Acquisto attrezzature per l'archivio per i cimiteri per 11.000 euro. Realizzazione di un'area per gli animali d'adozione per 10.000 euro. Finanziare tramite diverse destinazioni e le entrate previste da oneri di urbanizzazione. Realizzazione di una struttura di ricovero per l'imbarcazione Carolina per 65.000 euro. Da finanziare tramite diverse destinazioni da parte dell'avanzo della mutazione già applicato al bilancio. Completamento del finanziamento della ristrutturazione del pavimento del palazzetto dello sport per euro 11.285, quale maggiore entrata a titolo di risarcimento assicurativo. Riduzione della previsione entrata relativa a un contributo regionale per 35.000 euro, con corrispondente riduzione di spesa nell'ambito del settore servizi alla persona. Incremento degli stanziamenti per la tutela giurisdizionale degli interessi dell'ente per 20.000 euro da finanziare tramite maggiori entrate potenti. Richiamata la pianificazione del commissario straordinario numero 11 dell'11/02/2016, nella quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 successive variazioni tenute. Chiamata altresì la deliberazione del commissario straordinario numero 16 del 3/5/2016, sulla quale è stato approvato un rendiconto dell'esercizio 2015. Visto l'allegato del parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione in data 20/09/2016 dall'organo di revisione economico-finanziaria prevista ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000. Quanto sopra si propone al Consiglio di deliberare di apportare il bilancio di previsione 2016-2018 la variazione di cui è allegato 1 al presente atto. Dare atto che, in conseguenza della presente variazione di bilancio, devono ritenersi aggiornati i contenuti del documento unico di programmazione 2016-2018. Di dare atto in particolare che anche dopo la presente variazione è garantito il rispetto del principio di pareggio del bilancio, aggiornato nella somma di 29.455.911,77 a netto delle anticipazioni delle e delle partite di giro. Approvare i contenuti del prospetto per la dimostrazione rispetto del saldo di competenza relativo ai vincoli di finanza pubblica apportato al decreto ministeriale 30/03/2016, costituente allegato numero 2. Di approvare lo schema restrittivo da inviare alla tesoreria allegato numero 3, di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole dall'organo di decisione allegato numero 4. Ci sono interventi? Capogruppo Miolo, prego. Grazie Presidente. No, se era possibile avere qualche delucidazione in più, soprattutto nel merito di due punti che a me personalmente mi
saltano abbastanza all'occhio. Ai 65.000 euro per la realizzazione di una struttura di ricovero per l'imbarcazione Carolina, imbarcazione a cui siamo tutti molto affezionati, si capisce, e anche costituisce sicuramente acquisisce un ruolo di rappresentatività monumentale per la quale sentiamo di condividere un'attenzione del suo buono stato di manutenzione. Però circa una spesa di 65.000 euro, insomma, vorremmo capire un pochino meglio che cosa si intenda fare, anche perché credo, non sono un esperto di questa materia, perché con 65.000 euro si possono fare diverse manutenzioni anche per parecchi anni, mantenendo la Carolina nel luogo in cui è, luogo che ne esalterebbe l'esistenza e permetterebbe di fare coesistere quella sua grande valenza di appunto monumentalità che rappresenta, proprio perché sta in acqua. Quindi qualche delucidazione su questo. E poi un'altra voce che un pochino mi salta all'occhio, che sono questo incremento degli stanziamenti per la tutela giurisdizionale degli interessi dell'ente per 20.000 euro, che se non fraintendo significa che ci saranno maggiori spese per avvocati, per farla breve. Ecco, allora questo secondo tema era da capire se l'amministrazione mette le mani avanti perché sa già di doversi in qualche modo tutelare a fronte di diverse azioni legali a cui sarà sottoposta, oppure se c'è qualche altro ragionamento di natura invece più genericamente prudenziale. Grazie. Assessore Commisso, prego. Allora, per quanto riguarda la struttura della Carolina, è una struttura necessaria, assolutamente necessaria, perché la vecchia struttura che era fatiscente, era stata fatta in maniera molto artigianale, è stata demolita. La barca ha bisogno ogni anno di essere palata e serve una struttura importante e definitiva. Abbiamo fatto dei preventivi, li abbiamo fatti fare e questa cifra sarà praticamente la base d'asta, la base di gara, perché la cifra, essendo superiore ai 40.000 euro, ha bisogno di una carica. Contiamo che vada a ribasso rispetto a quella cifra, ma per prudenza l'abbiamo comunque messa in base ai preventivi che abbiamo avuto. La struttura sarà una struttura definitiva, sarà una struttura in alluminio, con la base in cemento lisciata, tutti gli impianti di luce come il carrello, il trasformatore, eccetera, per cui la cifra è giustificata da questo tipo di qualità che viene fornita. Per quanto riguarda, sarà fatta tra l'altro nello stesso posto dove esisteva l'altra struttura da demolita, che è proprio vicino al bacino di Alaggio Varo, accanto al mare per la pesca che sarà sommessa. Per quanto riguarda i 20.000 euro in più per le spese legali, perché lo stanziamento precedente era molto ridotto, molto contenuto, e c'è il bisogno di ripiguare il capitolo. Ci sono altri interventi? Mettiamo i voti favorevoli, contrari, 5, astenuti 0. Il Consiglio approva, mettiamo i voti di immediata eseguibilità dell'atto, voti favorevoli, contrari, 5, astenuti 0. Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Punto numero 7 all'ordine del giorno, bilancio consolidato del gruppo comune di Caorle, approvazione risultanze esercizio 2015, relazione al sindaco. Visti gli articoli 11 bis e seguenti del decreto legislativo 118/2011, relativi alla relazione del bilancio consolidato da parte dell'ente capogruppo relativi enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, con le modalità e i criteri per il principio applicato del bilancio consolidato contenuti nell'allegato 4.4 del decreto, visto in particolare l'articolo 11 bis del richiamato decreto ai sensi del quale si considerano partecipate per fini in oggetto le società per le quali l'ente locale dispone di una quota di voti esercitabili in assemblea superiore al 20%, fatta salva, con riferimento agli esercizi 2015 e 2017, l'inclusione delle società a totale partecipazione pubblica affidatarie ai servizi pubblici locali.
Preso atto che il paragrafo 3 del principio applicato al bilancio consolidato prevede preliminarmente un'attività di competenza dell'organo esecutivo, diretta a individuare in primo luogo gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in secondo luogo nell'ambito di questi gli enti, aziende e società che vanno compresi nel bilancio consolidato secondo un criterio di rilevanza, vista la deliberazione di giunta comunale numero 193 del 1 settembre 2016, con la quale sono stati individuati gli enti da considerare un consolidamento dei conti riferiti all'esercizio 2015, risultano essere, oltre al comune di Caule, l'azienda speciale di Moschetta, la controllata Caule Patrimonio SRL, le partecipate ASO SPA il 7,24%, ASI SPA il 16,25% e LTA SPA l'1,37%. Vista la documentazione legata al presente atto costituita dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato allegato numero 1, relazione e nota integrativa sulla gestione consolidata allegato numero 2, relazione dell'organo di revisione contabile allegato numero 3. Quanto premesso, si propone al Consiglio di approvare le risultanze consolidate del gruppo amministrazione pubblica Comune di Caule riferite all'esercizio 2015, contenute e corredate dalla seguente documentazione: conto economico consolidato e stato patrimoniale consolidato allegato numero 1, relazione nota integrativa sulla gestione consolidata allegato numero 2, relazione dell'organo di revisione contabile allegato numero 3. Ci sono interventi? Mettiamo i voti. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno, piano regolatore delle acque, adozione, relazione sindaco. Premesso che l'articolo 15 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente prevede ai fini della tutela del territorio e dei rischi idraulici, i comuni della provincia di Venezia provvedano alla redazione di un documento denominato Piano delle Acque. Al fine di dare seguito agli adempimenti previsti nel PDCP anzidetto, con deliberazione della Giunta Comunale numero 97 del 24 aprile 2013, è stato approvato lo schema di convenzione con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per la redazione del Piano delle Acque del territorio del Comune di Caule. Con determina numero 29 del 12 settembre 2013 è stato perfezionato l'incarico al Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale per la redazione del Piano delle Acque del territorio comunale. In data 18 ottobre 2013 è stata stipulata la relativa convenzione del Consorzio di Bonifica per la redazione del piano, articolato su 2 livelli in fasi progettuali. Una prima fase affronterà lo studio a livello sovracomunale e una seconda fase a livello comunale di dettaglio. Con determina numero 3234 del 13 novembre 2012 la provincia di Venezia ha impegnato la somma di euro 10.000 a favore del Comune di Caule per il cofinanziamento e redazione del piano progetto, approvando altresì lo schema di protocollo operativo che regolamenta i rapporti tra gli enti territoriali, provincia e comune ai fini della realizzazione del piano. Con la delibera numero 221 del 16 ottobre 2014 è stato approvato dalla Giunta Comunale lo schema di protocollo operativo tra Comune e Provincia di Venezia sopra richiamato e successivamente sottoscritto in data 3 dicembre 2014. Rilevato che in data 16 dicembre 2015 il protocollo numero 40.028, il Consorzio di Bonifica ha prodotto la stesura definitiva della prima fase del piano delle acque intitolato Piano regolatore delle acque, composta dagli elaborati dal numero 1 al numero 12, che i suddetti elaborati definiscono il quadro della situazione idraulica interessante all'intero territorio di Caule, individuazione della rete geografica e competenze sulla rete stessa, uso del suolo, individuazione dei fattori di rischio idraulico, eccetera. Andranno a individuare già le principali criticità idrauliche che verranno esaminate nella redazione fase seconda, direttivo per intervenire nel modo della trasformazione urbana, nonché affrontato il tema della progettualità individuando i progetti a scala di bacino previsti al Consorzio di Bonifica. Rilevato che con il termine di licenziare il numero 4 del 2 febbraio 2016 è stata formalizzata la presa d'atto relativamente alla conclusione della prima fase del piano. Dato atto che sulla base del lavoro svolto, sulla redazione della prima fase, in data 31 dicembre 2014, con determine di licenziare il numero 4 2014 veniva approvato la convenzione di incarico per la definizione della seconda fase del piano delle acque, come
previsto dalla convenzione sottoscritta con il consorzio di bonifica sopra richiamata, avendo sottoscritto con la data 15 gennaio 2015. Dato atto che a seguito delle attività di rilievo e delle analisi condotte nell'ambito del secondo step operativo della redazione del piano, i cui esiti e valutazioni sono stati illustrati agli uffici comunali, il consorzio di bonifica in data 1 giugno 2016 ha prodotto gli elaborati conclusivi della seconda parte del piano, aggiornando le elaborazioni della tavola 12, andando a evidenziare le tematiche emerse a seguito degli approfondimenti fatti della relazione illustrativa, riproducendo gli elaborati da 1 a 16b, fornendo altresì la documentazione in formato PDF in formato shape secondo quanto previsto nell'accordo sottoscritto, che per quanto sopra il piano risulta pertanto composto dagli elaborati presentati in data 16 dicembre 2015 a protocollo numero 40.028, in data 1 giugno 2016 a protocollo numero 18.111, elencati dal numero 1 al numero 16b, dato atto che il suddetto piano delle acque costituisce un utile strumento di analisi e valutazione dei fenomeni che possono determinare rischi idraulici da considerare nell'ambito della pianificazione territoriale, pur configurandosi come un documento autonomo da aggiornare in base all'evolversi delle situazioni o alla individuazione di nuove criticità, considerato che il protocollo sottoscritto tra il Comune di Cavour e la Provincia di Venezia in data 3 dicembre 2014 all'articolo 7 prevede che il piano delle acque venga adottato e successivamente approvato, considerato che la tematica trattata dal piano delle acque presuppone anche la partecipazione dei cittadini all'interno dell'iter di approvazione, ritenuto quindi opportuno di procedere con l'adozione del piano, prevedendo il deposito e la pubblicazione prima dell'approvazione definitiva per un periodo di 30 giorni, durante i quali sarà possibile presentare osservazioni, dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare in data 27 settembre 2016, tanto premesso si propone al Consiglio Comunale di adottare il piano delle acque, denominato piano regolatore delle acque, redatto al Consorzio di bonifica del Veneto Orientale, così tagliato in data 16 dicembre 2015, protocollo numero 40.028, in data 1 giugno 2016, protocollo numero 18.111, composto dagli elaborati da 1 a 16b, incaricare i dirigenti competenti di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio per 30 giorni, al fine che chiunque entro il suddetto termine possa prendere visione e presentare eventuali osservazioni. Ci sono interventi? Capogruppo Favaro. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto ho una domanda relativa al costo di questo lavoro. C'è un costo, immagino che, sì, che il lavoro svolto dal Consorzio Bonifica in convenzione con il Comune di Cavour abbia avuto un costo economico. Poi, seconda cosa, noi nel merito del piano, dei contenuti del piano, questa sera non siamo in grado di esprimerci perché il piano ci è stato illustrato e consegnato, abbiamo visto copia, solo 2 giorni fa. Ed è un piano complesso, un piano che, come ha detto il Sindaco nella delibera, è composto da 16 elaborati, poi i singoli elaborati hanno anche più tavole e quindi chiediamo, come abbiamo già chiesto, continuiamo a chiederlo, però senza essere ascoltati, quando l'amministrazione è in procinto di adottare uno strumento urbanistico, un atto di pianificazione, noi chiediamo di poter avere la documentazione con un congruo anticipo, affinché ci sia dato il tempo di studiare, di leggere, non solo per apportare delle critiche, anche per apprezzare magari il lavoro, perché in questo caso credo che ci siano dei contenuti positivi. Io all'epoca ero consigliere provinciale, quando la provincia adottò e approvò il piano territoriale di coordinamento provinciale, la provincia di Venezia si distinse rispetto alle altre province del Veneto e anche rispetto ad altre province italiane, proprio per avere introdotto l'obbligo per tutti i comuni di dotarsi di questo piano delle acque. È una peculiarità nostra della provincia di Venezia, oggi città metropolitana. Perché? Per tanti motivi, perché la provincia di Venezia è una provincia che in larga parte si trova sotto il livello del mare, perché il rischio idraulico è uno dei problemi molto presenti, molto concreti, e quindi il piano delle acque è inteso come
strumento che serve poi a dettare linee, guida, principi, regole per uno sviluppo urbano, equilibrato, consapevole e che non vada poi a peggiorare i problemi di rischio idraulico che già magari sofferenze idrauliche che già il nostro territorio ha mostrato di avere. Pertanto noi ci riserviamo di studiare il piano e nel periodo di 30 giorni di pubblicazione più 30, credo, 30 più 30, quindi 60 giorni, ci riserviamo di eventualmente presentare osservazioni per apportare, per chiedere delle integrazioni o delle modifiche a questo piano. Nel frattempo noi esprimeremo un voto di astensione. Capogruppo Biondo. Sì, grazie Presidente. Abbiamo avuto modo insomma, di assistere alla presentazione di questo piano in commissione. Chiedo scusa, personalmente ho avuto un'ottima impressione del lavoro svolto e ci fa piacere per una volta poter dire che un lavoro svolto bene possa tornare utile non solo perché è un prerequisito per avviare tutta la fase pianificatoria delle varianti ai piani regolatori, ai piani di interventi, che lo è come spiegava il consigliere Favaro poco fa, ma a me è apparso un lavoro ben costruito, ben fatto, che ritengo possa essere di grande aiuto non solo nella parte di analisi, auspichiamo che possa essere di grande aiuto anche per suggerire una sorta di agenda delle priorità degli interventi in maniera da riuscire a coniugare l'attività appunto di pianificazione che l'amministrazione si accinge ad intraprendere con anche un monitoraggio costante, continuo su quelle che sono le criticità, su un tema che abbiamo visto è un tema molto importante. Quindi poi voteremo a favore, grazie. Grazie. Conclude il Sindaco. Allora il costo è stato di circa euro 32.000, di cui euro 10.000 per la provincia come ho letto nelle premesse. Per quanto riguarda la non messa a disposizione di tempo congruo dei lavorati, abbiamo messo a disposizione dei lavorati secondo quanto previsto dal regolamento e quindi almeno nelle 72 ore precedenti allo svolgimento del Consiglio Comunale, ma con l'accorgimento che, come avete visto, i presidenti delle commissioni stavano convocando sempre le commissioni a ridosso del Consiglio Comunale proprio per mettere le commissioni in tempo utile di avere tutti i documenti per poterli già esaminare in commissione, fare lì le osservazioni, altrimenti poi accavalliamo tutte le osservazioni del Consiglio Comunale, i tempi si dilungano molto. Proprio però a maggior conforto di percepire e rendere intelligibile il contenuto del piano, aveva portato il responsabile dell'area agraria del Consorzio Bonifica e la dottoressa che era componente sul staff, che poi quella che materialmente ha fatto il piano, di illustrarlo proprio in commissione ai componenti e alla capigruppo. Se non ci sono altri interventi, mettiamo i voti. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Passiamo al 9 punto dell'ordine del giorno. Variante parziale numero 7 al piano degli interventi relativa alla riclassificazione urbanistica della zona C2 PEP di San Giorgio di Livenza. Approvazione. Relazione al Sindaco. Premesso che Capogruppo Favaro. Su questo punto io non partecipo ai lavori in attuazione dell'articolo su competenza. Si accomodi il pubblico. Relazione al Sindaco. Premesso che il Comune di Capri ha adottato di RG approvato con deliberazione di giunta regionale del Veneto numero 2644 del 27 aprile del 1990 e vigente dal 1 luglio 1990. Con variante PRG approvato con delibera di giunta della Regione Veneto numero 3651 del 31 ottobre 1997 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 87 del 19 dicembre del 2000, il Comune di Capri ha individuato una zona C2 PEP in località San Giorgio di Livenza. In attuazione della variante del piano regolatore approvata con la legislazione di giunta regionale citata e successiva variante citata, viene redatto il piano di edilizia economica popolare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 19 luglio 2002.
piano di assetto del territorio del Comune di Caule è stato approvato in conferenza dei servizi decisori in data 11 novembre 2013, ratificato con deliberazione di giunta provinciale numero 7 del 17 gennaio 2014, pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione numero 21 del 21 febbraio 2014 ed è oggi vigente. Per effetto dell'approvazione del PAT, il piano regolatore generale vigente, ai sensi della legge regionale 11 del 2004 sulla modifica e integrazione dell'articolo 48,5 bis per le parti compatibili con i PAT, diventa il piano degli interventi. In data 17 novembre 2015, il protocollo numero 37923, i proprietari dei lotti non ancora edificati della zona C2 Perla di San Giorgio di Livenza, individuata con la variante del piano regolatore richiamata nelle premesse, hanno richiesto la possibilità di modificare le disposizioni delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico attuativo senza modificare le carature urbanistiche relative alle volumetrie e alle altezze ammesse dal piano attuativo stesso. L'area in questione è completamente urbanizzata e servita da tutte le principali opere di urbanizzazione che i termini per l'attuazione del PET sono decorsi, non essendo intervenuta una proroga entro i primi 10 anni di validità, restando in vigore a tempo indeterminato solo la disciplina edilizia. Riscontrato con la delibera del commissario straordinario numero 25 del 17 maggio 2016 veniva adottata la variante parziale al piano degli interventi numero 7, con la quale si procedeva alla riclassificazione della zona C2 Perla di San Giorgio di Livenza in zona territoriale omogenea del tipo B3, integrata con una disciplina edilizia speciale per consentire il completamento delibera in cui si richiamano i contenuti. Visti gli elaborati redatti dagli uffici comunali, con l'ausilio di service tecnico affidato con determinazione licenziale del 12, il 24 marzo 2016 allo studio Protecto di San Manuel di Piave, costituiti da fascicolo unico denominato Relazione, variante NTO, dichiarazione di procedura VAS, elaborati cartografici contenenti i rispettivi allegati richiamanti, dichiarazione VINCA, asseverazione della non necessità della valutazione di compatibilità idraulica. Dato atto che la presente variante non modifica il dimensionamento di piano, né lo stato dei luoghi, né le superfici impermeabilizzate, visto il parere favorevole con prescrizione del Dipartimento di Difesa del Suolo e Foreste a sezione bacino idrografico litorale Veneto, settore genere civile di Venezia, protocollo numero 225.347/70.07.10 del 9 giugno 2016, acquisito ai sensi della delibera di Giunta regionale Veneto numero 2948 il 6 ottobre 2009, rilevato che la varianza è stata depositata per 30 giorni a decorrere dal 27 maggio 2016 presso il settore urbanistico e edilizia privata e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio online e nei 30 giorni successivi non sono pervenute osservazioni. Dato atto che l'argomento è stato sottoposto ad esame della competente commissione consigliare in data 27 settembre 2016, tanto premesso si propone al Consiglio Comunale di dare atto che nel periodo di deposito e successivo non sono pervenute osservazioni, di approvare la variante parziale numero 7 del piano degli interventi vigente relativa alla riclassificazione urbanistica della zona C2 Perla di San Giorgio di Livenza composta dagli elaborati richiamati in premessa, di dare atto la variante che sarà efficace nel corso di 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online. Ci sono interventi? Mettiamo i voti favorevoli, contrari 0, astenuti 0. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, mozione avente ad oggetto modifica della rotatoria all'ingresso di Porto Santa Margherita. Lascio la parola al consigliere proponente dell'Ampere. Grazie Presidente. Modifica della rotatoria all'ingresso di Porto Santa Margherita. Premesso che in prossimità dell'ingresso est di Porto Santa Margherita, posto alla confluenza tra la strada provinciale 54 di Via Lettanea, Corso Venezia e Via di Ghecci, si sono verificati nel tempo diversi gravi incidenti stradali e che anche all'inizio di questa stagione estiva un nostro concittadino ha perso la vita in un incidente dovuto probabilmente ad una mancata precedenza in prossimità di tale intersezione stradale e che per la particolarità di Via Lettanea, un lungo rettilineo, molti automobilisti sono portati a non rispettare i limiti di velocità nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, in particolar modo della polizia locale che in presenza di consistenti flussi di
pratico. Non è sempre agevole immettersi in tale arteria, dovendo uscire da Porto Santa Margherita. E attualmente i mezzi che percorrono Viale Altanea in entrambi i sensi di marcia, che non devono entrare in Porto Santa Margherita, non percorrono l'attuale rotatoria e che ciò, sommato alle criticità di cui sopra, costituisce sicuramente un aggravio della pericolosità del nodo stradale. E si potrebbe diminuire la pericolosità dell'incrocio apportando alcune modifiche alla rotatoria esistente, tali da obbligare ad entrare nella stessa rotatoria anche i mezzi che percorrono Viale Altanea in entrambi i sensi di marcia. E tali modifiche non dovrebbero comportare un grande stravolgimento dello stato di fatto e di conseguenza oneri economici notevoli. Considerato che Corso Venezia e Via dei Greci sono strade comunali, mentre la strada provinciale 54, la Via Altanea, è diventata di proprietà della città metropolitana di Venezia, ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Caule impegna il Sindaco e la Giunta a concordare con la città metropolitana di Venezia la realizzazione di un intervento che consenta di aumentare la sicurezza dell'accesso a est di Porto Santa Margherita, modificando la rotatoria esistente, in modo tale da obbligare tutti i mezzi che percorrono in entrambi i sensi Viale Altanea ad entrare in detta rotatoria, diminuendone sensibilmente la velocità. Volevo solo aggiungere che dato l'inizio burrascoso, potrei dire con cui è iniziato questo Consiglio, se mi permette Presidente vorrei solo concludere questa breve illustrazione della mozione facendo riferimento solo nel merito a quello che può essere il mio impegno in questo Consiglio Comunale, sapendo che comunque l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo previsto dall'articolo 42 del Testo Unico. E qui in questo contesto e non altrove dove noi discutiamo e affrontiamo quelle che sono nel merito le varie proposte, chi in maggioranza e chi in minoranza, e dove ognuno di noi deve portare il proprio contributo. È indiscutibile che ognuno di noi ha dei ruoli diversi, chi in maggioranza, ripeto, e chi in minoranza, in base poi a quelli che sono stati i risultati. Però ritengo che tutti noi abbiamo in comune quello che è l'impegno che dobbiamo avere per l'intera comunità. Ebbene, io vorrei ribadire in questo caso, ma anche nel futuro, che vorrei che il mio fosse un contributo attivo in questo Consiglio, soprattutto nel rispetto di quello che è il mandato che mi è stato conferito dai cittadini, che trova la sua base giuridica nell'articolo 43 del Testo Unico, ma anche in quello che è lo Statuto Comunale, l'articolo 13 e l'articoli 16 e 17 del Regolamento. Quindi mi sento di dire e di aggiungere che io in questo Consiglio vorrei collaborare con tutti i consiglieri comunali qua presenti, indipendentemente dall'appartenenza, dalla collocazione. Questo nel merito delle proposte che io intendo, voglio proporre e fare. Il mio potrei dire atteggiamento vorrei che fosse sempre di approvazione quando condivido le proposte, ma anche di opposizione quando non le condivido, privilegiando quindi quello che è il confronto nel merito e quindi non sulla provenienza. Quindi mi sento solo di dire che mi spiace se siamo partiti con il piede sbagliato, però auspico che quello che sto dicendo, quindi questo mio approccio pragmatico, di buon senso in questo momento, possa essere condiviso dalle persone che in questo momento mi stanno ascoltando, quindi i consiglieri, ma devo dire anche il signor Sindaco e la Giunta qui presente, che sappiamo bene che un po' alla volta i nostri battibecchi interni, quelli tra il Consiglio e le commissioni, un po' alla volta sbaglieranno, pochi se le ricorderanno, ma poi quello che resta sono i nostri atti, sono le nostre decisioni. Quindi l'unica cosa che mi sento di dire in questo momento è che la mozione che io ho presentato, l'ho presentata in questo luogo, che è il luogo deputato per discutere, decidere, aperta al dialogo. Se da questa mozione uscirà qualcosa di buono, voglio dire che non si tratta di un merito mio, ma si tratta di un merito di tutti. Perché la sistemazione di una rotatoria, in questo caso dove hanno anche perso la vita alcune persone, ritengo che sia un argomento importante e che riguardi anche tutta la comunità. Quindi, signor Sindaco, signori assessori e consiglieri, nel concludere e nel rivendicare quelle che sono le mie prerogative, che mi sono riconosciute dallo Statuto e che io voglio e vorrei continuare a rispettare, auspico che si possa instaurare un clima di serena reciprocità. Grazie.
sono interventi? Nessuno? Lascio al capogruppo Paolo. Solo per dire che il nostro gruppo condivide nel merito le richieste contenute nella mozione presentata dalla consigliera De Lazzari. Ravvisiamo anche noi la criticità di quel punto della viabilità provinciale e cittadina e quindi pensiamo sia giusto e opportuno, e questo è un po' il ruolo del Consiglio Comunale e dei gruppi in generale, è giusto e opportuno mettere in evidenza che questa criticità venga messa tra le priorità di intervento dell'amministrazione comunale. Il Presidente Romassaro in Commissione aveva segnalato il fatto che comunque all'attenzione dell'amministrazione ci sono anche altri punti critici, altri punti neri della viabilità. Questo sicuramente non è l'unico, tuttavia mettiamo in luce un problema e magari lo mettiamo sotto i riflettori perché venga preso in considerazione prima magari di altri, o comunque messo a confronto in termini di priorità e di gravità rispetto ad altre situazioni. Grazie, lascio la parola all'assessore Commisso. Allora, un attimo quello che dicevo prima. Il tema della sicurezza stradale è centrale per questa amministrazione. Da subito, da 2 anni, perché riteniamo che questa sia la continuazione sostanzialmente di un'esperienza già fatta 2 anni fa, l'amministrazione ha cominciato ad interessarsi soprattutto di manutenzioni e di sicurezza stradale. Molti sono stati e saranno gli impegni anche di spesa questa amministrazione dedicherà a questo tema, che è assolutamente centrale. Non abbiamo nessuna intenzione di fare qualsiasi cosa extra prima di aver fatto le manutenzioni ordinarie e messo in sicurezza la viabilità. Tanto è vero che abbiamo cominciato con la sistemazione della rotatoria di via Ligiato con via Colonia e via Draghe. Era una rotatoria molto pericolosa, nata assieme alle altre rotatorie che abbiamo qui in centro, con un concetto diverso quando fu concepita. Le rotatorie favorivano l'uscita dal paese. Quelle rotatorie diventano un elemento stradale definito in maniera precisa da tutto il codice, quindi chi è all'interno della precedenza su chi entra. Abbiamo adeguato, stiamo adeguando, stiamo lavorando per adeguare anche per la serie dei fondi tutti i critici che abbiamo nel territorio comunale, tutti quelli che riteniamo essere i più importanti. Quindi è stata modificata la rotatoria di Piazza Veneto, no? Vicino al monumento dei marinai, deve essere ancora attenzione modificata perché così non funziona proprio in maniera ottimale, dobbiamo ancora mettere mano a quella rotatoria. È stata modificata la rotatoria di Piazza Paolo Giovanni. Tra poco vedrà che cominceremo una sperimentazione sulla rotatoria di Villaggio Europa. Diciamo che è nostra intenzione mettere in sicurezza anche attraverso la costruzione di piste ciclabili che abbiamo fatto la domanda sui bandi dell'IPA per avere i fondi sulla pista ciclabile che va a Ottava Presa. 2 anni fa abbiamo creato una zona di sicurezza viale dell'EPA per le biciclette, sono stati pagati i danni dei team di viale Pompei piuttosto che la fondazione della pescheria. E altre proposte abbiamo, la stessa strada a San Giorgio è stata fatta in emergenza per essere aperta il più presto possibile, ma poi abbiamo utilizzato anche i fondi che la Regione si dà per i punti neri delle viabilità, è molto pericoloso l'incrocio dove la strada San Giorgio si mette nella strada provinciale 54. Quindi ci siamo toccati anche un po' di fondi per dedicarli a quell'opera. Non solo, ma abbiamo chiesto all'azienda agricola Carcognani, alle aziendali, quanti mezzi
vanno e vengono da quell'azienda, sapendo che l'unica strada di accesso ai 1730 ettari di azienda Ferroviari è l'argine di Capotoni, una strada stretta e pericolosa, giusto per dire qual è l'attenzione che ha l'amministrazione verso questo tipo di problematiche. Ci sono 8.000 camion che ogni anno entrano ed escono da quella strada e si mettono sulla provinciale 42 che attraversano San Giorgio piuttosto che la strada di Vivenza. Quindi non è solo un problema di traffico, è un problema di salute e ci stiamo attivando presso la provincia o la città metropolitana per la rimessa in funzione di carichi pesanti del fondo del Tesoro, che sarebbe l'unica uscita praticamente possibile per questo tipo di mezzi, visto che la punta del bilancio non può uscire neanche più una bicicletta tra poco. E quindi per dire che altri temi stiamo valutando, per esempio una rotatoria servirà anche in via Sansonissa, la stiamo studiando, per chi si mette da via Don Dossetti è pericolosa, non c'è la visibilità. La stessa rotatoria che chiede lei è allo studio, è stata allo studio. Un altro sistema di sicurezza dovremmo mettere dove via Altanea dove via Gritti si mette in via Altanea. La rotatoria che lei dice essere già fatta, è vero, è di pronta per essere, però a un primo esame sembra che vada bene, però ci sono delle criticità, non è possibile disegnarla così come è fatta. Occorre fare le opere, abbiamo anche un progetto, ci vogliono 300.000 euro per fare quello che dice lei, sembra incredibile, ma serve. Questo per dirle che io le suggerisco di utilizzare più appropriatamente gli istituti che ha a disposizione per fare una mozione su cose sulle quali l'amministrazione si sta già muovendo, non muove proprio niente in verità. Allora io le suggerisco di fare delle interpellanze, chiedere informazioni, dopodiché se sulle risposte che ha alle interpellanze fare eventualmente una mozione. Perché così ci troviamo a votare contro una cosa che abbiamo già previsto di fare. Perché non vale, voglio dire, che lei pretenda di fare l'agenda all'amministrazione e dopo magari, come abbiamo sentito anche l'altra volta, darsi il merito che l'amministrazione ha sistemato strada San Giorgio. Non vale così, lo voglio dire in maniera così semplice, no? Allora, faccia un'interpellanza, chieda una risposta su un tema che lei ritiene essere importante, dopodiché se la risposta non è sufficiente, faccia una mozione su la quale si discute. Ma chiedere all'amministrazione che faccia una cosa sulla quale sta già lavorando è una cosa, vuol dire, non è una cacofonia, non so come si può dire, è una cosa che non sta in piedi, non muove niente, l'etico di mozione è quello di muovere. In realtà non muove niente perché stiamo già muovendo e anche parecchio, stiamo riservando parecchi, addirittura adesso mi viene in mente, forse su 160.000 euro di cui mi chiedeva prima con Paolo, sono previsti anche 20.000 euro di dossi, limitatori di velocità, che stiamo individuando in tutti i critici della rete stradale, addirittura dirò di più, mettere i dossi in via della Resistenza e sull'argine destro del fiume del canale Piano a San Giorgio verso il cimitero non è possibile. Dobbiamo anche seguire quelle che sono le indicazioni di legge, non possiamo mettere quello che vogliamo per limitare, dobbiamo studiare il sistema adatto, metteremo dei dissuasori a norma su quella strada, ma per le richieste che ci viene dalla gente, non perché ci vediamo la mattina e decidiamo di fare, abbiamo moltissime richieste. Questo è un esempio per dire anche, abbiamo anche lo studio addirittura, un rallentamento del traffico in via Risorgimento a San Giorgio, traffico, come dicevo prima, è molto pesante, è un traffico di una strada provinciale all'interno anche quello è allo studio. Abbiamo allo studio moltissime cose, alcune le facciamo perché abbiamo dei fondi a disposizione per gli avanzi di bilancio che abbiamo ottenuto quest'anno, altri saranno in programma l'anno prossimo. Per il momento quella rotatoria, come si dice, che è sicuramente pericolosa e che è giustificata, non sarà messa in opera. Sì? Allora, mi spiace, sa, perché lei era partito bene, nel senso di
dicendo che il tema centrale è quello della sicurezza ed è sicuramente una cosa condivisa da tutti, però dire che io pretendo di dettare l'agenda a questa amministrazione mi sembra una cosa forzata. Seconda cosa, ho appena letto una dichiarazione dove le ho detto che non intendo prendermi nessun tipo di merito personale, ma credo che questo che sia un tema condiviso, eventualmente se qualche decisione positiva viene presa in merito a questo è comunque un merito di tutti, mi sembra che non sia una cosa bella quella che ha detto. Il fatto che lei dice che ci sono sicuramente tante opere e tanti nodi critici, credo, lo sappiamo, lo vediamo perché è nell'occhio di tutti. La stessa strada San Giorgio che lei ha citato prima, su indicazioni di diversi cittadini, ci sono pensata anche ieri, ha cominciato già a fessurare al centro, ci sono delle aperture e quindi ha visto anche lei un intervento, come ha detto lei l'altra volta, mi sembra sui 30.000 euro, sta già, effettivamente si sta già verificando come probabilmente un intervento tampone, dove avevamo già detto che era un intervento poi che chiedeva qualcosa di più risolutivo, d'accordo? Io mi sento di dire questo, guardi, io ho provato anche a sentire, a verificare e sicuramente vi state muovendo su più fronti, questo è positivo, ripeto. Però sinceramente nella mia mozione chiedo, che è stata presentata dal 14 settembre, quindi gradirei alcune risposte anche su questa, se lei può cortesemente, Assessore. Il 14 settembre, data in cui io l'ho presentata, è stato fatto un primo approccio così con la città metropolitana, visto che comunque la strada è una strada provinciale, quindi è una città, sì, è una strada provinciale e quindi chiede l'intervento, come ho chiesto io, di collaborazione. Scusi, avrei anche un'altra domanda, se posso, se no mi dice che mi interrompo. Posso continuare? Sì. E poi, giustamente lei ha fatto l'elenco delle criticità, io le vorrei chiedere se è come dire, un criterio, perché sarebbe giusto che ci fosse, come ha detto lei, lo studio, no? Ci fosse un criterio per stabilire le priorità. Io mi sono permessa di farmi mandare quelli che sono i dati, potrei dire, degli incidenti statistici, sia dalla polizia che anche da parte dei carabinieri. In questa rotatoria io ho qua i dati, poi se vuole li possiamo anche condividere insieme anche dopo il Consiglio. È sicuro che i dati degli incidenti e dei feriti, e ci sono stati purtroppo incidenti mortali, non sono da poco, quindi credo che anche questo sia un elemento importante da tenere in considerazione. Altra cosa che le vorrei chiedere, se a questo punto la rotatoria è tra quegli interventi che questa amministrazione intende effettivamente mettere nel piano di quelli che potranno essere i futuri interventi insieme a quelli che lei poco fa ha citato. Credo di averle chiesto tutto, grazie. Assessore Commissario. Il fatto che la scrivo poi il merito non è una mia invenzione, ho sentito dire dal suo capogruppo di commissione una frase che è il merito della mozione. Allora, parliamo di promozione di strada senza troppo. Quello che voglio dire è questo, voce alla sia sfuggita, io ho sentito dire ad ogni modo, abbiamo letto anche dei commenti, ad ogni modo, non è questo. Esattamente, cerchiamo di superare queste cose. Allora, noi diciamo, stiamo lavorando, no, per avere la massima sicurezza. E abbiamo fatto una scaletta, abbiamo messo i fondi che abbiamo delle priorità, ci sono dei punti, ripeto, punti critici che vanno aggrediti prima di altri. Questa è la scelta che abbiamo fatto. Ripeto, abbiamo già uno studio del progetto su quella rotatoria e anche di molto valore, perché la pista così, ripeto, sembra facile, è una rotatoria con quella alla base delle regole della parte opposta, basta fare il collegamento del fatto. Non è così, c'è anche via dei greci, c'è un po' di non ha studiato con attenzione. Per cui abbiamo un progetto, una stima di circa 300.000 euro. Abbiamo ritenuto con i fondi che abbiamo a disposizione destinarli ad altri punti critici per poterli effettivamente fare e quindi spostare quel tipo di operazione più avanti. Abbiamo 5 anni da amministrare.
risposto. Lei ha detto più o meno la stessa cosa che aveva detto nel suo precedente intervento. Le chiedo se per cortesia risponde alle mie domande, però. Scusa, Allora, se cortesemente può farlo, io le ho chiesto intanto se è stato preso un contatto con la città metropolitana, perché questa è una mozione, anche se lei ritiene che non sia, come dire, lo strumento adatto da proporre in Consiglio, per me ci troviamo su due posizioni diverse, perché quando poi la cosa ti viene segnalata dai cittadini, e come le ho detto, è una rotatoria dove hanno perso la vita delle persone che sono venute, familiari anche da me, a farmele presenti queste cose, non credo che sia una cosa, come dire, inutile. Ho chiesto cortesemente intanto se mi dice se c'è stato questo contatto con la città metropolitana, e poi ho chiesto anche se può dirmi quali sono i criteri con cui lei in questo momento sta valutando. E da ultimo le ho chiesto, oltre al fatto di questo studio, di questo preventivo che lei sta dicendo, se in quelli che sono i prossimi interventi che l'amministrazione intende mettere come si può dire, il preventivo di quelle che saranno tutte le varie opere che lei giustamente prima elencava come opere importanti, se pensate di aggiungere anche questa. Allora, la risposta va da sé, che non abbiamo interpretato la città metropolitana, perché non riteniamo per il momento che questa opera possa avere seguito per il momento. Quindi, perché avremmo potuto, tra l'altro, la città metropolitana venire ora guardata su un modo che non si capisce come funziona, a dire il vero. Noi abbiamo perso le fasi iniziali e dobbiamo ancora entrare a pieno titolo nella città metropolitana come l'organizzazione comunale. La lista degli interventi che faremo è dettata non solo dalla criticità dei punti, ma anche dal costo stesso. Cioè, dobbiamo fare delle opere e farle quando avremo i fondi per fare quelle che riteniamo ancora possibili, li faremo. Basta, quello è lo strumento. Se poi lei mi dice che è più pericoloso quel incrocio piuttosto che quello di Via Grigi, perché c'è stato un morto per i suoi feriti, può darsi. Però le valutazioni sono fatte dai tecnici, da noi, dalle richieste della gente, eccetera, eccetera, dall'amministrazione interna. Ci sono altri interventi? Capogruppo Miollo? Sono un articolo personale senza voler fare polemiche, ma la invito dice il sindaco a stare un pochino più attento e sincerarsi in commissione delle cose che posso aver detto, perché non ho mai detto una cosa simile rispetto alla consigliera, ecco. Quindi magari la prossima volta non lo so. No, ma nemmeno io, anche perché sul tema mi pare che non è che avessimo argomentato in particolare approfondimenti. Grazie. Se non ci sono altri interventi mettiamo i voti. Voti favorevoli? 5. Voti contrari? Astenuti? 0. La mozione non viene approvata. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta.